questi bellissimi fiori che ci lasciano veramente stupiti di come la natura riesce a esprimersi da sola, senza che nessuno faccia niente. Queste orchidee selvatiche bellissime, questi fiori da quei colori mozzafiato, eppure l'uomo sta continuando a non ascoltare, a non sentire. Va da un'altra parte, verso la guerra, tante guerre a macchia di leopardo, molte anche vicino a noi. Siamo molto preoccupati di questo ambiente e quale ambiente lasceremo ai giovani, ma siamo molto preoccupati anche di 3 milioni di indigenti, di poveri, che non riescono neppure a mangiare come dovrebbero mangiare perché arrivano sempre meno cose anche ai banchi alimentari nazionali. Abbiamo sentito anche il Banco Nazionale di Roma cosa ha detto, sono molto preoccupati. Per fortuna che c'è il mondo del volontariato e della solidarietà che si rimbocca le maniche con i privati, ma quanti privati potrebbero fare molto di più? Supermercati, grandi industrie, perché sembra che tutti facciano tutto e io sono convinta che non è così. Ne parleremo questa mattina con Adele Biondani, collegata con noi da Verona, Presidente Banco Alimentare del Veneto. Buongiorno Presidente e grazie di essere qui, buongiorno. Buongiorno Mirella, grazie a voi e grazie a lei per invitarmi sempre. E saluto anche Giorgio Bettio, Presidente Club Auto Storiche Treviso, perché anche l'industria delle macchine è molto in crisi, abbiamo sentito, abbiamo visto, l'elettrico non va come andava e soprattutto chi ha la possibilità di prendere queste macchine, visto che viviamo con 1.200-1.500 euro di stipendio al mese, pensioni bassissime. Però partirei proprio dalla Presidente Biondani. Allora Presidente, come commenta le mie parole? Questo momento molto difficile anche per lei, per i presidenti di banchi nazionali, dove distribuite a noi associazioni queste derrate alimentari che però scarseggiano. Prego. Sì, obiettivamente questo è uno dei momenti più difficili nella raccolta alimentare che abbiamo vissuto nel corso dei nostri 31 anni di attività, soprattutto perché erano programmati una serie di arrivi di prodotti alimentari dalla Comunità Europea che per questioni burocratiche sono ancora fermi nella produzione, negli appalti, in tutto quello che riguarda proprio il processo burocratico che li deve prevedere, che è previsto per arrivare alla loro produzione, e questo ci sta mettendo in forte difficoltà. Infatti abbiamo fatto anche un appello a tutte le aziende venete, a tutti gli imprenditori che sono nostri, che ci conoscono, perché possano anche aiutarci a farci conoscere da altre aziende, perché non si può sempre non si può sempre suonare lo stesso campanello, no? Bisogna aprire e cercare più persone che possano condividere con noi questa necessità. Qualche riscontro lo stiamo avendo, devo dire come sempre la generosità dei veneti è esemplare, però chiaramente siamo ancora molto lontani da quella che poteva essere la distribuzione normale a cui eravamo in qualche modo preparati e programmati. Cos'è che la preoccupa di più, indipendentemente anche del mangiare, perché di questo parliamo, ma anche questa burocrazia che aumenta sempre di più, che anche con dei costi importanti? Prego Presidente. È una questione che abbiamo posto anche a livello nazionale, la Fondazione Banco Alimentare ha posto anche a livello nazionale con il Ministero ed è un punto fermo su cui noi continuiamo a battere, perché non è solo una questione di burocrazia che riguarda noi come Banco Alimentare nella gestione dei prodotti che non arrivano, ma inevitabilmente si ribalta poi sulle nostre associazioni. Noi cerchiamo perlomeno di fare un grandissimo lavoro nell'accompagnare le associazioni in questo percorso burocratico, però anche le nostre risorse sono ben limitate, perché ci rendiamo conto che se magari noi siamo un po' più strutturati di altri e quindi ci risulta certamente complicato ma affrontabile la questione, magari un'associazione più piccola che giustamente ha sempre vissuto sul contributo di persone che hanno una certa età, quindi anche sul fronte diciamo informatico non hanno una grande esperienza, cosa che invece oggi come oggi ci viene richiesta, ma non viene richiesta solo a noi Banco Alimentare, ma anche alle singole piccole associazioni, di avere un accesso internet, che sono quelle cose banali che però
non tutti sempre hanno a disposizione. Molto chiara Presidente, la ringrazio anche, speriamo anche che con questi appelli qualcuno riesca a capire, visto che abbiamo anche tanti politici che ci guardano, basta vedere l'audience che abbiamo, però la verità è che oltre a sentire devono ascoltare bene, aprirsi veramente bene le orecchie e guardare forse il mondo della povertà anche con altri occhi e altri strumenti. Allora Bettio, parliamo di questa passione per le auto storiche, ma per l'auto in generale. Ma soprattutto cos'è che la preoccupa di più, ecco, in questo momento dove veramente anche voi fare questi raduni, cercate di fare anche solidarietà, però bisogna vedere fin là dove si arriva perché non è sempre facile. Sì, a parte che posso dire fin d'ora che cercheremo di migliorare la Befana dell'Asi per il 2024. Certo che anche noi ci troviamo spesso a imbatterci con maggior burocrazia. Continuiamo sempre facendo conoscere il nostro territorio, valorizzando e portando anche un po' di beneficio all'economia stessa del territorio. Per esempio l'Automobile Club Storico Italiano, di cui noi facciamo parte, ha testato su una Stratos un biocarburante, però anche a Marghera un'azienda dell'ENI sta producendo dall'umido un ecocarburante per i motori diesel. Io conosco chi lo sta provando su un vecchio diesel di quelli classici che puzzano, sparito il fumo, sparita la puzza. Certo che deve aggiungerci un po' di additivo specifico, sempre qua prodotto a chilometri zero, però per il momento ho detto sembra che funzioni. La macchina va meglio, il motore è un vecchio motore, quindi vecchia concezione, però è molto sparito l'odore, quell'odore da zolfo che dà nauseabondo, è sparito anche la fumosità, per cui evidentemente è ricavato dall'umido, la componente umida del rifiuto urbano in sostanza. Questo dimostra cosa vuol dire investire nella ricerca? Però già tempo fa, molto tempo fa, sono passati quasi 20 anni probabilmente, mi ricordo che a Rimini raccoglievano il gas metano prodotto appunto dalla decomposizione delle discariche dell'umido e avevano cominciato a alimentare gli autobus pubblici, se non ricordo male. Poi tutto è finito. Ma questo sistema qui, attenzione, se noi andiamo in uso da decenni e decenni nei villaggi poveri della Cina, che ci sono ancora, perché la Cina non è la Cina che noi vediamo, tutta quella che noi vediamo, mega grattacieli, ci sono ancora delle aree poverissime dove vengono ancora prodotti più poveri, per esempio dell'abbigliamento. Sono villaggi che vivono di economia rurale dove avevo letto che allevano i maiali e quindi con le deiezioni di maiali che producono ammoniaca eccetera eccetera raccoglievano i gas per utilizzarli in casa per riscaldamento, quindi non sono cose assolutamente nuove. Si tratta di magari di ripristinarle, di vederle con la tecnologia, perché esatto. Noi abbiamo anche dei macchinari adesso che possono raccogliere con precisione, eliminando anche gli odori, per cui la tecnologia volendo c'è e potrebbe anche dare lavoro, penso. Basta investire però, l'importante certo. È che qualcuno capisca l'investimento. Presidente Biondani, Giorgio Bettio, Presidente Club Auto Storiche, ha parlato di odore, di profumo, ma che profumo ha la povertà in questo 2024? Ecco, perché c'è un profumo che ti coinvolge molto, che ti abbraccia molto, basta vedere, come ha detto lei, la solidarietà anche nel Veneto, quanto importante è, perché la sentono, la vivono. Prego. Ma se dovessi pensare a un profumo della fame, mi verrebbe da dire che è il profumo del panificio che si sente nel quartiere vicino, dove sai che c'è un profumo bellissimo, ma non puoi fare niente, non puoi andarlo a prendere, non puoi, quindi un senso di solitudine. Però poi se immagino a una situazione di solidarietà, che è quella che io sto vivendo e vedo nella mia quotidianità, c'è veramente un grandissimo
gruppo di persone una grandissima sensibilità verso questa situazione di difficoltà. Basta alzare la mano e quindi si ha una risposta. Io credo che la cosa veramente importante in questo momento sia fare in modo che chi è in questo stato di fame e di solitudine abbia il coraggio o comunque le opportunità per poter dire ho bisogno, perché poi rispetto a questa possibilità di difficoltà c'è sempre una grande risposta. Molto chiaro. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Buongiorno ai tuoi ospiti. Per quanto riguarda la povertà è un problema grande come il mondo, che nessuno ha mai visto mentre va veramente, perché con quello che va buttato via, mi davo per gli alberghi e gli masugli di Magnari, robe allucinanti, vedere della gente da Sant'Arano e da Treporti che dava da mangiare i maiali, mi toglieva barche, battè da 50-60 guitai, descoasse, carne, tutto, roba che poteva dargli i poveri, e non gli hanno mai dato, a parte che era altri anni, perché lui voleva vedere i poveri fuori dalla porta, perché gli dava fastidio i signori che era che mangiava. E ora, adesso che i banchi alimentari, persone come voi altri, se disponibili col tempo, col far tutto quanto. Una volta mi pare che usa canallegge che i supermercati che gli dona roba a voi altri, gli devono avere uno sconto, mi pare, sulle tasse, sul non venduto, una roba del genere. E ora, aiuti, tanto sta gente che non ha mesi, se ti dà 3 migliaia di roba, come vuoi tu dire a Torsia? Potrei fare il completo lavoro, ma purtroppo i poveri, gli arriverebbe a tutte le malattie, gli arriverebbe a tantissimo, e la fame non l'ha mai cavata via, ma perché noi perché la fame si può benissimo a farla via, e dovrebbe essere il primo a aiutare i poveri, i malati, dovrebbe essere il primo pensiero che ha il governo, non gli interessa niente. Adesso si fa paura per i carreghi, l'autonomia dobbiamo sapere, sì, già 10 anni che aspettiamo, vabbè, va tutto male, i politici bisogneria che sospendere la paga per 2 anni e bloccargli i conti, che vedrete che vengono più persone umili che capiscono i problemi degli altri. Ma ti sai cosa vuol dire per una vecchia da 80 anni, 85, avere 100 euro al mese di pensione, non sa se mangiare, se curarsi, se comprarsi le medicine. E poi quando andiamo sui mercati a fare spese, si spendi 40-50 euro, deve essere 8 euro di IVA, che quella paga i poveretti, ti ha capito? Perché un signore non va al supermercato. Sì, poveri che le tasse sono le tasse, e dopo gli cresce 100 euro al mese, 20 euro, non è questa roba. Svegliere, perché i giovani, che si davano a fare i giovani, perché la vita ora andata avanti, noi altri ormai eravamo finita, ti ha capito Mirella? Ma però è brutto vedere che la vita, gente che lavora una vita, vada a finire a mangiarsi, scolarsi per i mercati, quando chi c'era era curare quello che resta. È vergognoso. Noi altri italiani, e noi per primo, bisogna che se vergogniamo a vedere queste situazioni. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Grazie, abbiamo sentito anche le riflessioni di Rinaldo da Venezia. Andiamo a vedere questa pillola, il video di questa pillola numero 1 proprio della colletta alimentare. E chi siete voi? Siamo del Banco Alimentare. E che cosa fate? Il sostegno e l'aiuto a chi ha bisogno attraverso il recupero delle derrate alimentari e la sollecitazione alla condivisione attraverso, negli ultimi 25 anni, la donazione di un pezzetto di spesa per chi è più in difficoltà. La colletta è una parte dell'attività ormai del banco alimentare. Abbiamo capito che poteva essere una fonte in più
di rifornimento per le necessità del banco. Al primo anno abbiamo fatto 1630 tonnellate, per noi sembrava essere sembrata una cosa importante, insomma. Ogni anno dopo anno, insomma, ormai sono 25 anni, la colletta è diventata una cosa sentita dalla gente. Questo secondo me è fondamentale. La colletta fa bene a chi la fa. Abbiamo Vladimiro da Rovigo in linea, vai Vladimiro. Ciao Milena, grazie. Intanto penso che si possa dire al direttore di Arete che può bloccare il numerino che sei in alto a sinistra sul video, no? Perché stamattina sta a provare la legge sull'autonomia. Prima ascoltavo che te e la tua collega De Verona che parlavi giustamente, per carità, dei poveri, della burocrazia che blocca tutto, dei politici che sei lontani a Roma, che non ne frega nulla della gente, della società e via parlando. E ragionavo che anche questi due aspetti qua, questo e la burocrazia, è due aspetti della società, dello Stato come che è adesso, come che è sempre stato negli ultimi 20, 30, 40 anni. E l'impressione è che se non cambia nulla, questi due aspetti qua, non solo ne migliorerà mai, ma sarà destinato a peggiorare sempre di più, perché la società, anzi lo Stato che è adesso, dà questa netta sensazione. L'autonomia che dia può dare a cambiare le cose, non lo so, cioè almeno che metteria a mano sul fuoco, e però così come che è adesso non cambierà mai nulla, ma andrà sempre peggio. Ultimissima cosa e chiudo. 3 settimane fa più o meno sono fuori in alcuni quotidiani nazionali e locali che un noto sindaco della Campania del Benevento, Mastella, che sta anche ministro, ha tirato fuori una nuova idea brillante proposta di unire il Molise e Benevento, che è nel Sannio, e creare una nuova regione, il Molisannio. Ecco, queste qua sono cose che vorrà bloccare il cambiamento, che dice che noi altri del nord che portiamo via Sky a quelli del sud, Sky per fare cosa? Per fare una nuova regione? Ma basta, no? E che dice che siamo egoisti. Ecco, mi dico una roba, questa roba qua deve finire, deve cambiare e finalmente forse, non so se sarà, magari è una possibilità, però cavolo, basta, c'è. Quello che non funziona in Italia è tutto a causa dello Stato come che si sta e che c'è tuttora fin adesso. Basta, perché sennò i poveri aumenterà sempre di più e la burocrazia anche. Proviamo, no, non funziona per carità, ma almeno proviamo. Oggi il numerino che è rimane fermo. Ciao Mirella, con una grande soddisfazione, ciao. Grazie Vladimiro, io prima di levare il numerino ci penserei 1000 volte perché non è così, è un passaggio che è stato fatto anche importante, ma prima che arrivi l'autonomia, quella che veramente è stata richiesta, mi sa che il numero crescerà. Comunque staremo a vedere, vedremo se toglierlo, se lasciarlo in base a come si muoverà la politica. Cosa ne pensa Bettio, ecco, di questa importante telefonata che ha fatto Vladimiro, ma bisogna anche andare coi piedi di piombo. Purtroppo negli ultimi, diciamo da quando è arrivato l'euro, ha perso potere decisionale ma anche capacità di produrre la vera classe produttiva, che è quella borghese, intesa in senso buono, che è quella che poi ha sempre creato anche posti di lavoro fin da quando si è formata con gli artigiani all'epoca comunale. E naturalmente a ruota ne risentono anche le classi sociali di quella operaia. Logico, perché le difficoltà ci sono obiettivamente, anche per gli imprenditori. Poi, per fortuna esistono ancora degli imprenditori, ma ormai sono sempre meno, perché man mano che arrivano nuove generazioni pensano meno ai propri dipendenti. Però noi abbiamo avuto degli ottimi esempi di imprenditori attenti anche qui nel Veneto, dagli Appiani per stare a Treviso, ai Ceccato per stare nel Vicentino, i Marzotto stessi per quanto criticati. Del Vecchio io ho trovato 2 anni fa a Rel di San Martino marito e moglie, entrambi conosciuti proprio lì
Luxottica, si sono sposati, sono andati in pensione lo stesso anno, contentissimi, hanno parlato solo che bene e si commuovevano parlando di Del Vecchio, perché ho fatto alcune domande, per cui quello che abbiamo sentito alla TV effettivamente quello era il personaggio amato dalla gente, con tutti, anche con i suoi difetti, perché tutti abbiamo dei difetti. Purtroppo io ne ho conosciuto di imprenditori dove la parola era parola, valeva la stretta di mano, perché io ho lavorato parecchio con le aziende come professionista. Erano bei tempi, una stretta di mano senza contratti né niente e si rispettava la parola. Molto importante. Allora, Presidente Biondani, noi abbiamo visto queste 2 pillole con persone anche molto vicine a lei, persone che stanno cercando di mettere le pezze proprio su quello che è il mondo del volontariato, che è molto penalizzato, queste persone diversamente giovani, perché si fa fatica a coinvolgere i giovani, si fa fatica a far volontariato ai giovani. Com'è la situazione secondo lei e perché ci sono così pochi giovani nel mondo del volontariato, a parte qualche nicchia che riguarda l'ambiente, gli animali, anche magari qualche banco alimentare? Prego. Ma io credo che i giovani debbano essere coinvolti con una motivazione concreta, no? L'esperienza che noi viviamo con la giornata della colletta alimentare, dove gli chiediamo di venire a fare un gesto preciso e diretto, di raccogliere cibo per chi oggi è in difficoltà, ha una risposta assolutamente importante da parte dei giovani. Poi c'è, per cui per questo per esempio noi abbiamo provato da 2 settimane, quindi è una cosa appena nata, a lanciare il turno serale in magazzino, in modo da poter coinvolgere quei giovani che durante l'orario lavorativo giustamente lavorano, ma che vogliono dedicarsi ad una realtà di no profit come la nostra, e quindi dalle 6:30 alle 9:30 il magazzino è aperto per poter preparare i pacchi piuttosto che selezionare quello che arriva dai supermercati e quant'altro. Io credo che i giovani debbano essere coinvolti, probabilmente dobbiamo noi cambiare il modo in cui vogliamo coinvolgerli, perché è una generazione completamente nuova che ha molti stimoli anche da parte dei social, da parte della televisione, dai film, cioè sono persone completamente diverse da quelle che eravamo noi e quindi vanno coinvolti forse in un modo diverso. Quale sia il modo giusto? Forse solo l'esperienza di provare con vari tentativi ci darà una risposta. Presidente, non le sembra invece che la risposta loro ce l'hanno fornita, che vogliono essere protagonisti? L'ha detto anche lei, nel momento che noi chiediamo che loro facciano qualcosa di concreto, che siano loro proprio a gestire questa cosa, loro ci sono. Ecco, forse è proprio questo, che loro si sono chiusi a riccio, perché non erano protagonisti, erano relegati al 3° o 4° posto. I protagonisti erano sempre altri, mentre loro vogliono essere protagonisti. Basta vedere quando c'è un'emergenza, anche in fatto di ambiente, sono i primi a partire, senza che nessuno dica niente, loro partono da casa e si presentano. Basta sentire i numeri che ha avuto il servizio civile come risposta, non ci sono tanti posti rispetto alla domanda e all'offerta che è stata fatta proprio di persone arrivate, ma non ci siamo proprio allora, perché allora non hanno capito che forse il mondo del volontariato può riuscire anche ad avere questi giovani se loro ce li portano, ce li mandano, perché questi giovani ci sono. Cosa vuol dire servizio civile? Forse non è quello che sta spiegando lei, Presidente? Ha proprio ragione, condivido al 100% che devono essere messi al centro dell'opera, no? Cioè deve essere valorizzato il loro lavoro e la loro disponibilità, perché non è assolutamente scontata questa cosa. Noi forse siamo stati un po' abituati nel tempo a pensare che dovevi fare volontariato, dovevi coinvolgerti con la società. In realtà i ragazzi di oggi hanno 20.000 stimoli. Se noi pensiamo che il nostro confronto era con i nostri compagni di classe, con i nostri amici, oggi loro hanno questo strumento che è il social, che li mette a confronto con il coreano, il cinese, l'americano piuttosto che l'indiano, e quindi devono capire. Noi dobbiamo fargli capire come il coinvolgimento con le nostre opere
possa essere un valore aggiunto rispetto a quello che loro vedono sui social. Ed è un compito nostro, ed è il compito nostro quello di coinvolgerli quanto più possibile nella nostra realtà. Se noi restiamo fermi nella nostra posizione dicendo sono loro che devono venire da noi, non riusciamo ad ottenere nulla. Siamo noi che dobbiamo andare da loro e fargli capire quanto loro sono importanti per noi. E forse anche, come ha detto lei, fargli toccare con mano quello che è il mondo del volontariato. Dopo decideranno loro se partecipare o no, ma almeno toccano con mano, sanno di cosa si parla. Perché io penso che queste lezioncine in classe ormai da anni che si fa li abbia un po' annoiati. Noi siamo, facciamo, portiamo, mentre se forse li facciamo venire andandoli a prendere per mano, perché da soli di sicuro non arrivano, e li facciamo toccare con mano quello che potrebbe essere anche qualcosa di diverso. Io mi ricordo l'altro giorno quel ricercatore, quel giovanissimo ragazzo che ha scoperto questa stella variabile, ha detto: se io non mi fossi mai recato all'osservatorio non avrei mai capito l'importanza di questo meraviglioso mondo. Ecco, forse toccando con mano mi sono reso conto della bellezza che ha anche l'universo. Bettio, la passione, emozionare, ecco, questi giovani anche con le auto storico, c'è partecipazione, si appassionano, si emozionano, oppure siamo sempre nel mondo dei trentenni, quarantenni, cinquantenni, sessantenni, settantenni, ottantenni? È difficile a volte anche per chi ha il padre che ha questa passione, ma proprio è un po' strano, perché avessi avuto io un padre con passione, con qualche pezzo storico, sarei andato a nozze, già invece mi sono arrangiato. Quanto riguarda, diceva la signora, posso dire però una cosa: io quando insegnavo, primo e secondo anno, c'erano dei progetti, scuole professionali, c'erano dei progetti assieme all'ULSS, e io insegnavo scuola moda, per cui prevalentemente ragazze, qualche maschietto passo per caso, e andavano per esempio nelle case di riposo, per cui c'era in qualche maniera un avvicinamento all'aspetto sociale. E ho trovato anche ragazze che erano entusiaste di questa esperienza. Quindi potrebbe essere anche un discorso entrare nelle scuole, perché per esempio si parla tanto di fare educazione civica, ma se noi facessimo una roba del genere, questa in fondo è educazione civica, certo. Al di là di conoscere la Costituzione punto per punto, cioè questo è un'introduzione alla società, per cui è educazione civica pratica. Il problema è Bettio, che le scuole, qualche scuola fa anche questo, bisogna dire la verità. Ma io come ragazzo non devo essere fortunato ad avere quella scuola, e lo dico quasi tutte le mattine, ad avere quegli insegnanti o quei dirigenti. Io devo avere quello che mi spetta di diritto e devo conoscere e sapere. E l'educazione civica, che io l'abbinerei proprio al servizio civile, uguale, educazione civile uguale servizio civile, ecco, forse avremo la possibilità di avere più numeri. Il problema è che dal dire il fare c'è di mezzo il mare. Anche la Costituzione è bellissima, è molto chiara, ma se non viene messa in pratica è come non ci fosse. Anche le leggi ci sono, ma se non vengono messe in atto è come non ci fossero. Allora questi ragazzi, visto che li abbiamo ancora, qualcuno, non sono più tanti ma li abbiamo, cerchiamo anche di capire dove vogliono andare a parare, facciamoli parlare. Io mi ricordo l'ultimo intervento che sono stati invitati in 2 istituti scolastici, questa ragazza che ha detto ai suoi professori, che erano tutti là, dovete capire che noi abbiamo bisogno di essere ascoltati, perché ognuno di noi ha qualcosa da dire ed è un essere a sé. Nessuno ha applaudito, io l'ho applaudito, l'ho abbracciata naturalmente con lo sconvolgimento dei dirigenti, e ho detto grazie per quello che hai detto, perché è proprio vero. Cioè questa ragazza ha parlato alla fine di una monotonia, quei soloni che parlavano tutti e più non ne potevamo più. Alla fine finalmente ha avuto parola questa ragazza. Allora Presidente Biondani, capisce che forse anche, come ha detto lei, anche aumentandolo anche di sera, ecco, queste baby gang non capisco dove vogliono andare a parare, forse portarli, perché poi alla fine sono ragazzi, io dico sempre questo, alla fine poi li prendi uno a uno, sono neve al sole che si scioglie, e questa è la verità. Però iniziare a fargli fare qualcosa di importante, magari anche quello che vogliono, regole, disciplina, sacrificio, lavoro, sudore. Prego Presidente Biondani. Ma infatti questo noi lo viviamo quando riusciamo a far venire le scuole dentro al nostro magazzino a fare l'attività di selezione.
È una cosa bellissima perché ci sono i ragazzi in fianco ai nostri volontari che lavorano insieme e preparano le scatole che poi organizziamo di fare in modo che ci sia un'associazione che viene a ritirarli contestualmente, in modo che il ragazzo veda chiaramente il suo lavoro tradotto in una consegna reale, perché sempre qui torniamo, cioè loro hanno bisogno di vedere che quello che fanno ha un risultato concreto e preciso sulla realtà, perché altrimenti rimangono sempre un po' così vaghi e non hanno stimoli, per cui il fatto di poterli coinvolgere nella nostra quotidianità, farli lavorare fianco a fianco con i nostri volontari che gli raccontano che loro tutti i giorni vengono lì, fanno questo lavoro perché lo fanno, è una cosa fondamentale. Poi però non sempre puoi riuscire a portarli tutti nei nostri magazzini, sia per una questione di assicurazioni, di disponibilità dei professori e quant'altro, però condivido, cioè riuscire a portare i ragazzi dentro le nostre associazioni è sicuramente un passo in più per fargli capire qual è il valore del loro contributo. Pubblicità. Durante il resto dell'anno cosa fate con il banco alimentare? Durante tutto l'arco dell'anno recuperiamo dalle industrie di produzione, dalla grande distribuzione organizzata, dai mercati ortofrutticoli, dalla ristorazione collettiva. Siamo anche distributori e garanti dei prodotti del FEADE, Fondo Europeo Aiuto agli Indigenti. Lo distribuiamo alle tante strutture caritative che ogni giorno aiutano i bisognosi. Per fare il volontario giuro che l'anno prossimo vengo anch'io. Dalla fine degli anni 90 faccio il volontario alla colletta alimentare. Per me l'esperienza della colletta alimentare è questo, è qualcosa che dice chi sono io. La colletta esprime in maniera, come dire, molto pratica quel bisogno che noi abbiamo di dentro, insito, di fare del bene per gli altri, che ce l'hanno tutti secondo me. Non prevale mai la stanchezza, cioè uno non racconta del gesto generoso che ha fatto, ma di quello che ha ricevuto. Grazie, guardi, faccio già beneficenza con altri enti, perché dovrei farla anche con voi? Donare alimenti a Banco Alimentare in occasione della colletta alimentare significa sostenere una rete di 21 organizzazioni presenti su tutto il territorio e che a sua volta lavora in partnership stretta con organizzazioni che accolgono persone e famiglie in difficoltà nel nostro paese. Quindi avere questa possibilità è per noi fondamentale e preziosissima. Allora, Presidente Biondani, 2 frasi mi hanno colpito. Questa ragazza che dice: se mi dai un motivo valido io ci sono e faccio volontariato. Un'altra: lo faccio con altri enti perché dovrei farlo con voi. E sono frasi che fanno riflettere nel profondo. Allora questa ragazza dice: fino adesso non ho capito perché devo fare il volontario, non ho un buon motivo. L'altra risponde: perché lo devo fare con voi o lo faccio con altri enti? Ma se te lo chiedo è perché ho bisogno, perché vuol dire che c'è un numero importante di persone che hanno bisogno di aiuto. Ma quello che noi vediamo, specialmente nelle collette alimentari, è che, e lo dico sempre, quello che dona è il giovane che non ti conosce e l'anziano, il diversamente giovane, che magari ha provato veramente cosa vuol dire la fame e la miseria. La persona tutta preparata, non tutte, ma una buona parte, quasi quasi infastidita quando gli dai la borsa. Non vede questa offerta come un qualcosa di importante, la vede come un disturbo. Prego, Presidente. Io sono in parte d'accordo, in parte no, nel senso che io credo che certamente dobbiamo fare un grande lavoro di educazione alla gratitudine e all'attenzione verso chi è in difficoltà. Questo credo faccia parte del nostro lavoro che siamo impegnati, io come lei,
in questa lotta contro la povertà di chi ci circonda. E il nostro lavoro debba essere proprio questo, poter trasmettere anche grazie a momenti come questo. Infatti la ringrazio tantissimo per chiamarmi a parlare di queste cose, perché è un'occasione per risvegliare un po' nelle persone che ci ascoltano almeno una curiosità per venire a capire che cosa c'è, perché uno deve darsi da fare per qualcun altro. Io dico sempre che se io faccio qualcosa per qualcun altro, il primo a guadagnarci sono io, e questa è una certezza. Ormai insomma sono quasi 27 anni che ho la responsabilità di gestire questa associazione Banco Alimentare del Veneto, e in questa esperienza di vita chi ha guadagnato di più sicuramente sono io in questa cosa, ma io come persona, per come sono cresciuta e per come poi ho cercato di educare i miei figli, ho cercato di costruire la mia famiglia. Quindi certamente ci vuole un'attenzione verso chi è vicino a noi in difficoltà, ma io credo che prima di tutto ci voglia anche un po' di volersi bene, voler avere un po' di attenzione verso di noi stessi e verso la possibilità di diventare persone migliori. Io credo che fare un'azione di volontariato con noi Banco Alimentare, con i banchi di solidarietà, con gli empori, con la Croce Rossa, con chiunque uno possa avere l'opportunità di entrare in contatto, sia in primis una possibilità per noi persone di diventare persone migliori e poi di conseguenza contagiare chi ci sta vicino. Presidente Biondani, un'altra domanda che volevo farle, non è però che stiamo disperdendo quello che è proprio il senso del banco alimentare, e le spiego perché, o dell'emporio solidale, perché molti comuni hanno capito l'importanza di aiutare, ma non ce la fanno, nel senso che hanno aperto questi empori solidali, però quello che distribuiscono è veramente poco, non riescono. Non era il caso di concentrarsi molto di più su quelli veramente che hanno la struttura per fare questo? Perché non è possibile vivere una settimana con 1 chilo di pasta, non è possibile, cioè io sono dell'idea che forse siamo troppi che distribuiscono e forse dovrebbe esserci più una selezione, proprio, ma non perché non sono in grado, perché non c'è più il materiale e viene disperso. Perciò questa persona, poveretta, deve fare un giro enorme per avere una borsa decente, perché sennò non ce la fa ad arrivare addirittura ogni 15 giorni qualcuno, e veramente con delle derate veramente scarse. Forse non sarebbe il caso di fare anche un po' una selezione, perché tutti vogliono fare tutto, alla fine è come il cane di 7 padroni che poi muore di fame. Prego. Assolutamente sono d'accordo con lei, però qui subentra un concetto di libertà, no? Chi siamo noi per dire chi può fare cosa? Purtroppo fa parte un po', cioè la storia del perché è nato il Banco Alimentare risponde alla sua domanda. Il Banco Alimentare nasce negli anni passati proprio per dare un sostegno a chi già fa un'attività di supporto alle persone in difficoltà. Noi come Banco Alimentare non abbiamo un rapporto diretto con il povero, perché il nostro scopo è quello proprio di supportare chi già fa questo e lo fa molto bene. Quindi purtroppo però questa visione di collaborazione, vogliamo chiamarla con il termine giusto, che è sussidiarietà, cioè io non mi metto al posto di chi già fa qualcosa di bene, ma aiuto chi fa qualcosa bene in modo tale che lo possa fare meglio e con meno difficoltà. Se ci fosse un po' più di condivisione sul concetto di sussidiarietà, sarebbe sicuramente molto più facile per tutti, ma soprattutto molto più utile per chi è in difficoltà in questo momento. Grazie Presidente, molto chiara, perché è un pezzo che ci penso, perché io poi oggi anzi ringrazio tutta la mia squadra che in questo momento stanno distribuendo, perché oggi è giornata di distribuzione all'Emporio Solidale. Capite bene l'importanza di quello che si vede, che noi vediamo, e di quello che ci dicono le persone che arrivano al nostro banco. Ecco, e questo
fa molto pensare che forse c'è una strada da percorrere in salita anche per noi, per capire dove vogliamo andare a parare, perché ci sono troppi campanili a mio avviso, Presidente, e soprattutto la politica è entrata anche in gamba tesa anche nel mondo del volontariato in certi punti, e questo fa molto male. Detto questo, passerei a queste immagini che ha portato Giorgio Bettio, a questi raduni che abbiamo fatto. La vedremo le immagini, poi Bettio le commenterà, perché sono anche sempre raduni poi che rivolgono anche al sociale, quasi sempre. Cercate anche voi di aiutare in qualche maniera raccogliendo. Esatto, prego Bettio. Qui dove siamo? Qui è il raduno Terre di Marca, no, è l'ultimo Colli Asolani questo. Eccolo poi abbiamo qua. chiamato in Terre di Marca e della Serenissima, in onore proprio a un territorio più allargato, dove abbiamo anche partecipazioni da fuori regione, per cui contribuiamo anche a far conoscere alcuni aspetti del nostro territorio. Qui per esempio abbiamo visitato il Museo Bailo, che era stato da poco riaperto, ristrutturato, che ha attirato l'attenzione non solo degli ospiti ma anche dei trevigiani, che magari non c'erano stati neanche quando era ancora in versione vecchia. Quando ci sono questi raduni, ci sono tantissime persone, magari anche persone che non hanno mai visitato la nostra città. Sì, succede. Cosa dicono quando arrivano, Bettio? Beh, ci sono, per esempio, abbiamo ormai il gruppo Gli Amici di Stile Alfa Romeo, che arrivano da Trieste, da Codroipo, addirittura da Tarcento, da Udine, e rappresentano ormai negli ultimi anni un quarto dei partecipanti. Naturalmente per loro sono cose nuove, paesaggi diversi, anche le colline che abbiamo attraversato quest'anno. Ecco, qui ho messo una gara perché l'auto storica è anche sport, che io ho la fortuna di aver ripreso dopo un anno orribile, e per me è stata la più bella vittoria. E ieri alla visita medica l'ho anche detto alla dottoressa che aveva seguito a lungo ricovero scorso anno, e mi ha detto è una vittoria anche per noi, perché visto come era arrivato qui da noi, perché ho rischiato veramente di non passare una notte ulteriore a casa, questo va detto. E lo sport mi ha dato la passione, mi ha dato forza. Un'altra cosa che volevo chiedere a Bettio è la pericolosità delle nostre strade. Noi abbiamo visto cosa è successo proprio l'altro giorno, nonostante ci fosse il divieto di accesso, il posto di blocco, questa signora, perché doveva andare in chiesa, ha sorpassato e non ce n'è fregata altamente al posto di blocco, ha investito 3 ciclisti, non so se sia andata proprio bene per loro, poveretti, 2 in particolare. Ecco, cosa vede quando correte? Ecco, c'è il rispetto, c'è la sensazione, anche voi avete della pericolosità di qualcuno che non riesce a capire? Io come spettatore ho visto scene in rally importanti come il Piancavallo, dove hanno rischiato di mettere sotto il carabiniere, quindi forza dell'ordine, per passare a tutti i costi sulla strada, e sono andati controprova. Ora che si avvisa e tutto, arrivavano su poi le macchine, quelle veloci. È successo anche a me, in piena prova speciale, trovarmi il cacciatore col cane su una stradina stretta, starata, e non si spostava, tranquillo. Ma secondo lei, quando ci sono questi eventi, c'è abbastanza informazione, certo, anche come cartellonistica, sì, tutto, oppure bisognerebbe fare qualcosa in più? No, ci sono ordinanze, vengono messi i cartelli, però poi ci sono sempre i soliti che protestano. Basta uno trovare, non è che ne devi trovare però tanti. Il problema è rischioso, perché io ho visto gente pure entrare contro prova quando venivano sulle macchine al top, quindi macchine che all'epoca erano quelle più veloci in assoluto, guidate dai piloti più forti. Parlo di un Piancavallo dove partecipavano i grossi nomi anche europei, per cui attenzione. E c'è appunto poi purtroppo anche gli spettatori sono cambiati. Allora, un tempo vediamo delle scene che si allarga, lì era incoscienza, passione. Adesso purtroppo ci sono anche tanti giovani, devo dire purtroppo, che vanno lì con le amichette, bevono litri di birra e a volte creano qualche situazione spiacevole.
non c'è più il pubblico di un tempo. Per fortuna almeno si è un po' diradato, per cui le occasioni sono un pochettino più... Cioè, certo, come sport ha i suoi pericoli, però attenzione, non so gli ultimi dati, ma quando io facevo rally negli anni 80 non era assolutamente ai livelli di pericolosità, cioè c'erano sport che erano considerati molto più pericolosi. Forse c'era anche un po' più rispetto delle regole? Cioè le macchine sicuramente erano veloci, ma meno rispetto adesso, perché abbiamo visto l'ultimo Monte Carlo, quelle stradine lì con possibilità anche di ghiaccio, macchine volare a 210 all'ora, ma perché vanno a quella velocità? Perché c'è l'elettronica. Un tempo erano veloci, perché quelle lì adesso sono molto più veloci dei famosi gruppi B che sono stati aboliti proprio per la loro pericolosità. Per cui c'è stato un avanzamento tecnico, però lì se sbagli a quelle velocità, la macchina è sicuramente più robusta di un tempo, però... Io ho avuto ospite Giorgio Pirolo che collabora anche con l'ACI, l'Automobile Club. Giorgio o Gigi? Gigi, scusa. Perché Gigi Giorgio ha studiato bellunese e fa il design, è stilista di auto. Li ho avuti tutti e due, ecco. Sia Giorgio che Gigi. Gigi Pirolo ha detto che i ragazzi non sanno guidare. Ecco, le persone escono con la patente, non sanno guidare, non sanno cos'è la frizione e l'acceleratore. E secondo lui bisognerebbe fare molta più guida. Lei cosa dice? È vera secondo lei una volta come si guidava, si era più attenti, più preparati? Allora, se lo dice Gigi ci credo, perché lui poi ha detto anche responsabile a sicurezza all'interno dell'ACI Sport, lo conosco, naviga ancora, anzi svezza alcuni giovani piloti su varie auto, anche se adesso ha ripreso col mitico Cunico, vincitore anche del trofeo 112. Quindi c'è da crederci. Io dico una cosa, erano altri tempi, io ho guidato in strada a 14-15 anni con la 600 per le strade di campagna, non c'era neanche il cane, ma non solo io, l'hanno fatto altri. Io conosco una persona, il papà aveva una piccola azienda, lo mandava con la Topolino col carretto a Magnago a prendere le lame per fare le cazzuole. Qui è un'azienda di Arcate, senza far nomi. All'epoca si faceva, ma non c'era traffico, però io ho cominciato a mettere la macchina dentro in garage e non c'era molto spazio, per cui dico, adesso fanno... Poi adesso c'è anche la diffusione del cambio automatico, per cui diventa un problema, la gente è sempre più matta, io non lo sopporto. Se si ferma la macchina, non sai che te alzi, te vai il motore, cioè chiami i carro attrezzi, perché cioè, forse fare più guide più... soprattutto, ma Gigi Pirolo lo fa, l'ACI lo fa, l'ha fatto anche la scuola un paio d'anni, il discorso della guida sicura per le quinte, quindi in età da patente, in pista sarebbe una cosa molto utile. Certo. Perché io in pista ho guidato un'ora e passa Adria sotto la pioggia, non in gara, mi sono divertito da matti, ma ho detto cavoli, un'esperienza del genere anche a uno che deve abituarsi con un istruttore sarebbe eccezionale. Avete capito quante cose si possono fare? Però non ci sono le piste. Però non ci sono le piste. No, abbiamo la pista da bob, forse andiamo a fare la pista. A differenza di Francia e Austria. Perché non ancora è la gran pista, qui abbiamo per fortuna Vittorio Veneto. Grazie a Giorgio Bettio, Presidente Club Autostoriche Treviso. Sentiamo che appello vuole fare la Presidente Adele Biondani, Presidente Banco Alimentare del Veneto, ecco perché veramente dobbiamo fare prevenzione, prevenire prima per cercare di prendere dopo quello che veramente, dove saranno le collette alimentari. Ringraziamo anche gli alpini sempre in prima linea. Prego Presidente. Allora, il primo appello è il 16 novembre, sarà la nostra giornata della colletta alimentare, quindi preparatevi tutti perché per quella giornata saremo in tantissimi in tutti i supermercati in Veneto e in Italia. Ho altri due appelli da fare e vi ringrazio per lo spazio che ci date perché per noi oggi sono fondamentali. Il primo è abbiamo bisogno di ricevere prodotti alimentari per poterli donare. Quindi abbiamo un gruppo di volontari che si sta dedicando ad andare a incontrare le aziende, per cui
se ci fosse una qualche azienda che è disponibile a collaborare con noi, siamo pronti a venire a trovarvi, a spiegarvi cosa facciamo, come lavoriamo, in modo che tutto sia chiaro e dentro le regole. E il terzo è: abbiamo bisogno di volontari, più volontari possibili, perché i nostri volontari sono diversamente giovani, hanno bisogno di essere aiutati per poter continuare a distribuire i prodotti alimentari. Grazie Adele Biondani, Presidente Banco Alimentare del Veneto, ci ha illustrato veramente questo mondo meraviglioso che è il mondo dei banchi alimentari, in particolare questo di Verona, dove avete capito abbiamo bisogno e ha bisogno del supporto specialmente di tante industrie, visto che ne abbiamo tante, ecco, per avere queste derrate alimentari che sono fondamentali per noi. Grazie Presidente, buon lavoro, un abbraccio a tutta la sua squadra e sempre grazie anche a Giorgio Bettino. Grazie a lei, buon lavoro a voi. Grazie Presidente Club Autostoriche di Treviso. Pubblicità. E vi presento subito due ospiti graditissimi, uno lo conoscete già perché lo vedete sempre, Leopoldo Bottero, presidente pro loco di Resana, vicepresidente dei Veneti schiacciati dalla crisi, molto spesso anche col nostro direttore Luigi Bacialli, alla sera su Fox. Questa mattina illustrerà questo solstizio d'estate al Bosco del Pettirosso. Eccolo qua, 8, 21, 22, 23 giugno, sentiremo cosa succederà su questo bellissimo posto. Saluto anche la dottoressa Barbara Zebellin, dottoressa in scienze motorie, collegata con noi. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Ecco, parleremo proprio di scienze motorie, perché qua abbiamo bisogno proprio di parlare di queste cose, visto quello che si sta circondando e la pigrizia di molte persone che non riescono neppure più a fare una passeggiata, ma non perché non c'è la possibilità, è perché sono diventati pigri e questo fa molto male, compresi giovani e meno giovani. Allora partirei proprio dal presidente Leopoldo Bottero, visto che abbiamo visto questa bellissima locandina, questo bellissimo titolo, Solstizio d'estate al Bosco del Pettirosso a Resana. Prego Bottero. Beh, abbiamo questo bosco che è un'area protetta, abbiamo una parte che è a giardino, che gestiamo a giardino, una parte che è planiziale, cioè non si fa niente. Vedete com'era qui prima che arrivasse l'uomo. Questo bosco è aperto sempre. E in questo periodo abbiamo fatto un po' di pulizie perché è piovuto per 3 mesi e siamo arrivati, come si dice, corti. Facciamo questa festa che è il solstizio d'estate, 21, 22 e 23. Il 21 è dedicato ai giovani teenager e poco più, che se la sono organizzata loro, anzi l'altra sera che eravamo in riunione mi hanno detto: ma voi venite della serie... ho detto, purtroppo avendo firmato tutte le carte dovremo venire, dico ci metteremo in un angolino a giocare a scopone, e quindi il 21 è dedicato proprio ai giovani, dai 16 anni in su, diciamo, ma anche ci sono quindicenni, ventenni, eccetera. E hanno chiamato un gruppo che io non conosco, ma pare che sia, come si dice, buono. E ovviamente abbiamo fatto che il 21 i prezzi sono per giovani, quindi chi vuole fare una consumazione la troverà a prezzo, l'entrata è gratis sempre. E poi andiamo al 22, al 22 abbiamo anche qui l'animazione per i bambini nel pomeriggio, laboratori, abbiamo diverse cose, e alla sera uno spettacolo che ormai è diventato un must delle nostre parti, uno spettacolo itinerante nel bosco, nell'oscurità, con i vari gruppi del paese che si esibiscono, i cori, le bambine che danzano, eccetera, ed è molto, molto bello, insomma. Intrigante. Sì, intrigante. Piace. E poi chiudiamo la domenica 23 e si chiude la festa. Abbiamo passato 15 giorni guardando le previsioni del tempo, finalmente è previsto sole. Finalmente è previsto sole. Dottoressa Zebellin, scienze motorie, ambiente, qualità della vita, prego, cosa ci racconta? Allora, vi racconto che sono d'accordo con lei sul fatto che le persone stanno diventando sempre più pigre. Ci porta a fare una riflessione, è un po' strano, no? Quando eravamo chiusi in casa durante il lockdown, tutti avevano una gran voglia di uscire e di muoversi,
Però questa chiusura, io ho notato, ha innescato anche una forma di pigrizia e di rimanere comunque e continuamente in casa. Le lo dico anche per quel che riguarda la mia attività, perché i corsi ad esempio online, che tutti dicevano è la morte dell'online, adesso le persone ritorneranno in palestra, ritorneranno a uscire, a camminare, invece i corsi online stanno continuando a crescere e sono sempre di più i personal trainer o comunque i kinesiologi come me che decidono magari di chiudere il loro studio, di chiudere la loro attività e dedicarsi a questo tipo di attività online. Dottoressa, quello che però volevo capire anche con lei, che forse si fa poco nelle scuole, nel senso, anche lo sport si inizia dalla quinta elementare. Questo è quello che ha detto anche il presidente del CONI del Veneto, Dino Ponchio. Lui è molto arrabbiato, dice dovremmo farli muovere molto prima, anzi io direi iniziare già dall'asilo. Ma perché non riescono a capire l'importanza invece di far muovere questo bambino? Abbiamo un'obesità infantile che preoccupa i pediatri, mi dicono sempre di parlarne, però qualcuno non ascolta, dottoressa, c'è qualcosa che non entra nelle orecchie di chi dovrebbe invece sentire questo bisogno e necessità di far muovere questi bambini, perché sono così da bambini, figuratevi da ragazzi e da adulti. Prego. Guardi, io le dico questo, io di solito vado in vacanza in Trentino Alto Adige e mi sono trovata più volte ad osservare, vado in vacanza non solo nel periodo estivo ma anche durante il periodo in cui è aperto l'anno scolastico e osservo i bambini. Intanto c'è da dire che la maggior parte dei bambini va a scuola o in bicicletta o camminando. Bisognerebbe aprire una grande parentesi, io non voglio buttare colpa addosso a qualcuno, però noi abbiamo una grandissima carenza di piste ciclabili, cioè pensare di mandare i nostri figli a scuola in bicicletta nelle nostre strade è praticamente impensabile. In più è comodo per i genitori mantenere un figlio, diciamo così, parcheggiato. E poi c'è anche una grande pigrizia da parte del genitore. I bambini imparano a livello imitativo, cioè i bambini osservano le loro figure di riferimento e poi le imitano. Ma se le loro figure di riferimento sono persone pigre, sono persone che si muovono poco e che non danno questo tipo di esempio, inevitabilmente i bambini resteranno così. In più a scuola si fa molto poco ed è inutile che comunque anche i miei colleghi si nascondino dicendo non ci sono palestre, non ci sono strutture, ma comunque il popolo italiano è un popolo di creativi, basta poco per portare un bambino fuori o comunque per spronarlo a uscire. Siamo anche un paese di forte burocrazia. Parlando con una mia collega toscana, mi diceva che aveva creato un progetto bellissimo per portare e avvicinare i bambini all'arte del cammino. Molti adulti fanno il cammino di Santiago, la via degli Dei, la via Francigena e lei aveva creato 3 giorni di cammino. Bene, la cosa è stata bocciata perché era troppo complicato l'organizzazione, perché i genitori erano preoccupati che fosse troppo faticoso, che i bambini si potevano stancare. Quindi il progetto per me bellissimo, bocciato. Quindi ci sono diverse situazioni, c'è un po' la situazione burocratica, c'è la situazione dell'esempio e c'è il fatto che c'è anche poca voglia di mettersi in gioco, anche se ci sono poche possibilità, anche se non hai una palestra meravigliosa, puoi comunque organizzare qualche cosa e portare i bambini. Siamo comunque in una regione, io parlo della regione Veneto, dove il verde è sicuramente molto più importante come presenza rispetto al cemento di come potrebbe essere una città come Milano, come Torino, come Roma. Quindi non nascondiamoci dentro a un dito, ma incominciamo a
E fa bene a dirlo, dottoressa Zebellini, il problema è quello che ha detto lei, non sono i bambini che sono pigri, sono i genitori, sono gli insegnanti, i dirigenti scolastici, che quando tu presenti un buon progetto, siccome ti impegna, la prima cosa che fanno, mettono davanti la burocrazia e così il progetto viene bocciato, invece è perché li impegna, devono esporsi e questo non va bene, tanto è vero che nelle scuole si fanno gli orti sociali, si fa tutto nella scuola, ma non può funzionare così, perché il ragazzo deve staccare la spina dalla scuola, l'orto sociale deve essere fatto fuori, il bambino deve essere portato fuori, devi socializzare con altre persone, genitori che fanno queste passeggiate in bicicletta ma da soli, e quando glieli chiedo ma scusa tuo figlio dov'è? È a casa, non vuole venire, no forse sei tu che non lo vuoi portare, gli dico, perché se tu gli dai un buon motivo, come abbiamo sentito l'intervista, se tu mi dai un buon motivo divento volontario, forse se tu mamma mi dai un buon motivo, papà, forse vengo anch'io con te, ma siccome il buon motivo non me lo dai, è meglio che stia a casa. Bottero, figli, nipoti, presidenti di associazioni, com'è la realtà? Beh, la realtà è, i bambini una volta, ai miei tempi si andava a scuola a piedi, non c'era dubbio, adesso è un po' un problema, anche perché la burocrazia ci colpisce, no? Voi sapete che i ragazzi delle elementari devono essere portati e riconsegnati a persona nota. Quindi io ho il permesso per andare a prelevare mio nipotino a scuola, altrimenti se mia figlia non può resta là. Poi è vero, il movimento non serve farlo dentro una stanza chiusa, la palestra, si può fare all'esterno. Io ricordo un vecchio maestro che al mio paese è noto perché era molto odiato negli anni 60 dalle famiglie, ma adesso noi ex allievi diciamo lo teniamo in considerazione. Faceva le passeggiate. Cioè i bambini delle elementari uscivano e andavano per i campi, a quel tempo andavamo a vedere i nostri genitori che lavoravano nei campi e si va a vedere la realtà. Oggi si può andare nei campi o si può organizzare la visita anche a qualche azienda e si può andare a piedi perché 1,5 km, 2, i bambini ce la fanno senza problemi. Non occorre fargli fare il cammino di Santiago e Compostela, insomma, che sono 1000 chilometri. Quindi un po' di atteggiamento così potrebbe essere fatto. E purtroppo noi abbiamo una situazione urbanistica, no, e di costume che impedisce ai bambini di essere liberi. Una volta noi andavamo per i campi, nei paesi, andavamo... Nei prati che non ci sono più? No, nei paesi ci sono ancora, ma non si può più andare distanti da casa se non si ha sotto controllo, per tanti motivi. Bisogna pensare a qualcosa. Allora, va bene le aree verdi, no? Ma va bene anche la campagna e le passeggiate si possono fare anche in campagna. Si sente che viene da Resana, perché ha detto che sei aree verdi, i campi, i prati, però non è che sia così dappertutto. Purtroppo li hanno eliminati e non tutti hanno la fortuna di vivere a Resana. Andiamo a vedere questo video che ha portato proprio per far capire l'importanza del solstizio d'estate al bosco del Pettirosso, ma questi bambini sanno cos'è un prato e un pettirosso? Andiamo a vedere. Mangiare tutte le pigne in una volta. Bello. Se ne può prendere una sola ogni tanto. Ma solo quelli di cui abbiamo bisogno. Perché un albero è fragile. Bisogna prendersene cura. Vai, suona giro giro tondo per i bambini. Vai. Bello. Bello. Dottoressa Zebellini, cosa dice vedere questi bambini nel prato, l'ambiente, il profumo, i colori, gli uccellini, ma chissà che non sanno neanche cos'è un pino sti bambini. Prego, dottoressa. Allora, posso dirle che nella macelleria dove io mi rifornisco, circa 2 o 3 anni fa hanno fatto come regalo un calendario e il calendario mese per mese aveva le immagini e la descrizione dei giochi di una volta e quindi il girotondo, il campanon, regina, reginella, quanti passi devo fare per arrivare al tuo castello. Ecco, io dico che questo tipo di giochi andrebbero recuperati. Il campanon, io non so se le persone lo conoscono, non solo insegna un po' la numerazione, ci sono delle caselle dall'1 al 10,
però è un bellissimo gioco anche di coordinazione, è un bellissimo gioco di equilibrio, è un bel gioco anche di competizione, perché comunque competi con gli altri. Il salto della corda, io ho una palestra e quando arrivano dei bambini che hanno magari problemi alla colonna, di scoliosi, gli mettiamo una corda in mano e diamo salta la corda. È terribile, i bambini non sanno saltare alla corda, cioè è una cosa veramente, io sono rimasta basita. Io mi ricordo che alle elementari, durante la ricreazione, e via con la corda, si saltava in tutti i modi. I bambini non sanno saltare alla corda, gli dai un pallone in mano, il gioco che facevamo noi, lancia la palla contro un muro, girati e riprendila. Io do la palla, coordinazione oculo-manuale, zero. Cioè lanciano la palla e gli arriva in faccia, non riescono a riprenderla in mano. Gli dico lancia la palla sul muro, fai un giro e gli arriva la palla in testa. Cioè è veramente... Li guardo e dico, ma hai mai giocato con una palla? Sì, a pallone, ma hai mai preso una palla in mano e l'hai lanciata contro un muro? Mai. Hai mai saltato su una corda? Mai. Poi se le chiede cos'è una storia su Instagram, se le chiede di fare un video e mettere i sottotitoli, te lo fanno in 10 secondi. Ma se poi le chiedi di, appunto, giocare a campanon, saltare per 10 balzi consecutivi per arrivare al castello della reginetta, non sono in grado di farlo. Però vedi, dottoressa, mi scusi se la interrompo, ma volevo aprire questa parentesi, ma non è colpa dei bambini, dottoressa. Il problema è questa frenesia che hanno questi giovani genitori, ecco, che non riescono a capire di chiedere al bambino cosa avrebbe voglia di fare, che gioco fare. Io a Villa Margherita, è presente anche Leopoldo Bottero, abbiamo fatto questi giochi semplici. Ed era per il bambino, quello che notavo, dottoressa, la meraviglia di vedere il genitore che giocava con lui. Ma davvero papà giochi con me? Ma davvero mamma giochi con me? Cioè sembrava come fosse una cosa incredibilmente strana. Ma come stanno crescendo questi bambini, Leopoldo? Ma guarda, io ho esperienza con i miei nipoti, ma parlando del Bosco del Petirosso ho osservato una cosa l'anno scorso. Abbiamo fatto diverse attività. Una era un signore che parlava delle api, cioè, parevano pagati, ascoltare questo qua, sono stati fermi là un'ora, attenti, poi i giochi e giocare appunto assieme con i grandi, noi li chiamiamo laboratori, no? Però questa cosa qua, e poi ricordatevi una roba, no? Che giustamente, come ha detto la dottoressa, questi non ascoltano quello che dici ma guardano quello che fai, no? E quindi se vuoi allevare una generazione di gente che fa volontariato, che fa cose, devi farle anche tu. E uno dei più bei regali che si può fare a un bambino fino agli 8-9 anni è raccontargli una storia. Cioè, una delle attività che noi facciamo anche al Bosco è raccontiamo le storie. C'è un gruppo che si chiama Alta Voce che raccontano le storie ad alta voce ai bambini. Cioè, voi potete portare il balletto del, come si dice, del Bolshoi, una mamma che racconta una storia è una grande realtà. E poi lì si siedono nell'erba, sono liberi di muoversi, che è una cosa che tanti non hanno, perché anche nei paesi, è vero che noi il verde ce l'abbiamo, ma è vero che cominciamo ad avere anche i condomini e tanti ragazzi stanno nei condomini e non escono perché hanno il telefonino, il tablet, che poi in tanti casi è la babysitter più abbordabile, perché anche le giovani famiglie che lavorano tutti e due tante volte cosa fanno con i bambini? Hanno dei problemi e non ci sono dei servizi come si dice, che gestiscono queste ore. Cioè, tu se vai a lavorare lavori dalle 8 alle 18 e il bambino alle 2 all'1 viene fuori da scuola e qualcuno deve gestirlo. Non tutti hanno i nonni e anche i nonni magari hanno meno voglia di correre. Perciò dovrebbero essere dei centri dove questi ragazzi, una volta c'erano le parrocchie, c'erano, adesso non c'è più niente purtroppo. Allora, bisogna capire una cosa, che non c'è più la famiglia patriarcale, sono famiglie nucleari, tante volte di stranieri o di gente che viene da altre regioni. Se vogliamo non perdere queste generazioni
e nelle città sono più in pericolo, ma anche nei paesi, bisogna fargli fare qualcosa, perché l'ozio è il padre dei vizi come sempre. E le cose da fare non serve mica andare sulla luna, la passeggiata, facciamo i compiti, facciamo queste cose qui, e c'è scarsa sensibilità da parte anche delle amministrazioni, dico perché come si dice, va bene che i vecchi votano e quindi hanno tutta una serie di servizi eccetera, no? Ma i bambini sono il futuro, poi ci lamentiamo se non fanno i figli. E scusatemi, se uno fa un figlio e poi deve arrangiarsi, se va all'asilo nido costa, se va all'asilo costa, se va a scuola si paga quasi tutto, se fa sport costa, se fa sport costa, guarda, a fare calcio costa centinaia di euro. Io quando ho visto i conti, no, siamo fuori. Cioè... Dottoressa Zebellin, un'altra cosa che volevo chiedere, ad esempio per le fragilità, noi collaboriamo anche con queste realtà e devo dire la verità che quello che noto è che si muovono veramente poco, eppure ci sarebbe la possibilità per queste creature meravigliose di fare di più. Però bisogna mettere persone competenti, bisogna pagarle. Ad esempio sto pensando anche ai centri estivi con quello che costano, però non mi sembra che ci siano all'interno delle persone veramente preparate e adeguate per fare quello che si dovrebbe fare, proprio cercare di muovere il corpo nella maniera giusta, nel modo giusto. Ecco, queste scienze motorie che le sentiamo ci sono, però vengono applicate poco. Lei cosa vorrebbe dire, specialmente a quella politica? Ma saranno pur genitori, nonni, avranno pure figli che non riescono a capire l'importanza di investire su questo. Prego, dottoressa Zebellin. Guardi, è un tasto dolente ma che vive da tantissimi anni e non è solo per quel che riguarda le scienze motorie. Guardiamo che il discorso un attimo che è collegato della salute e del benessere della persona. Guardiamo la situazione in questo momento proprio reale in Italia della salute pubblica, in che situazione siamo. Le persone di fatti si sentono sottopagate dagli infermieri, dai medici, da altre strutture. La stessa cosa vale anche per quelli che sono gli insegnanti di educazione fisica. Certo è che allora, un conto è fare volontariato e scegli di fare volontariato, un conto è di prestare un'attività e di essere pagato per quello che fai. In Italia purtroppo esiste la situazione dell'essere sottopagato, ma è così per tutti. E guardi che quando io ho insegnato, l'insegnante di scienze motorie non era di serie Z, era più sotto della Z, nel senso che anche durante le riunioni, prima parlava quello di italiano, poi parlava quello di storia e filosofia, poi parlava quello di matematica, poi parlava quello in inglese, poi alla fine mi dicevano: e lei, dottoressa Zebellin, ha qualche cosa da dire? Beh, come se fossi l'ultima ruota del carro, come se non avessi voce in capitolo, non avessi niente da dire. E io continuavo a dire ai miei colleghi: guardate che io vedo i ragazzi in una situazione, in un contesto che voi non li vedete mai, cioè io li vedo nel momento della competizione, nel rispetto dell'avversario, li vedo nelle loro paure di esporsi, vedo effettivamente quelli che sono. Voi li vedete seduti, magari li tenete lì inchiodati in un banco, pieni di paura perché magari sono giudicati per quello che fanno, per quello che dicono, però dovreste ogni tanto chiedere anche a me che cosa vedo nel carattere di un ragazzo. Purtroppo scienze motorie, l'educazione fisica non è considerata. All'epoca mia non faceva neanche media nella media dei voti, quindi capisce bene che considerazione c'è di questa attività. E proprio dovremmo partire dalla scuola. E quando un ragazzo è bravo nell'attività motoria, tante volte poi dicono: sì, ma si allena troppo, trascura lo studio, dovrebbe impegnarsi di più. Cioè io avevo anche tante volte i colleghi che remavano contro gli allievi che magari avevano delle spiccate qualità da un punto di vista motorio, però magari il giorno dopo che facevano una gara li interrogavano, magari sapevano che si erano allenati. Cioè veramente
Io spero che queste realtà non esistano. Io ho insegnato nella scuola dall'85 al 2000, però le posso assicurare che queste realtà esistevano. Io mi sono scontrata tantissime volte con i miei colleghi. Cioè, io ho avuto ragazzi eccellenti in attività motorie che venivano rimandati a settembre perché per loro trascuravano troppo le didattica, pensa a te. Esatto. Allora andiamo a vedere, devo correre purtroppo dottoressa perché le cose sono tante, andiamo a vedere, visto che abbiamo parlato di movimento, pulizia del bosco. Andiamo a sentire, poi commentiamo con Leopoldo Botero. Ecco, quello che vorrei anche far notare, quanto bisogno c'è di socializzare, quanto bisogno è di veramente cercare di stare assieme. Ecco, quello che ha detto la dottoressa Zebellin è vero, questa maledetta pandemia veramente ci ha messo con le spalle al muro. Eravamo a casa, volevamo uscire, chilometri di coda fuori ai supermercati, ore, ma nessuno brontolava, bastava star fuori di casa. Dopodiché è successo il finimondo, una solitudine veramente incredibile. Forse io lo dico ai sindaci che avrò anche finalmente, dopo finirà questa par condicio, questa settimana, ecco, di socializzare di più durante la settimana. Non è che la festa deve essere fatta solo il sabato e la domenica o per 15 giorni. Ecco, un paese dovrebbe magari una volta o due alla settimana, durante anche il periodo non semifestivo, sabato e domenica ed aria, anche durante la settimana riuscire a tirare fuori queste persone, a socializzare di più. Questi diversamente giovani che potrebbero aiutare i bambini anche a conoscere i nuovi giochi. Botero, e poi sentiamo la dottoressa.
Saluto che te dica, te ragione. Il problema è farlo. Io quando è finita la pandemia, che la gente era abituata a non muoversi, non si muoveva, non sapevamo cosa fare per tirarli fuori. Allora abbiamo inventato, ci siamo bruciati un po' di soldi dei pochi che avevamo come Proloco, d'accordo anche col sindaco, abbiamo fatto il cinema in piazza, perché allora venivano comprando dei titoli interessanti. Intrigava. Sì. E non è facile, però come vedete quando si organizzano queste cose, a me piace molto la festa del solstizio, perché la gente arriva e siccome è una festa campestre su spazi eccetera, si fanno cose semplici, cioè non è che devi arrivare in giacca e cravatta, insomma arrivi là tranquillo, cioè, abbiamo ovviamente il barettino, ma non è il fine, organizziamo delle cose come avete visto per i bambini e per i bambini più grandi e si divertono. E è vero una cosa, guardate, non è tanto importante che venga il gruppo, l'importante è che la gente possa partecipare, no? A me lì arrivano, non l'abbiamo visto, anche i ragazzi del liceo musicale che fanno una specie di come si dice, di performance che però dura 20 minuti e suonano pezzi classici bellissimi, però poi abbiamo dei gruppetti locali, tutta roba nostrana, che fanno delle cose che uno se vuole ballare balla. Speriamo che il signore della SIAE non abbia visto, perché poi qui in Italia il problema, se non è organizzare la festa, è la burocrazia. Esatto. Questa era la dimensione delle carte che ho portato. Ecco. Allora, dottoressa, come commenta questi balli, questo muoversi assieme, questo stare assieme, anche quanto bene fa alla mente a livello psicologico? Riesci a staccare la spina, a fare qualcosa che magari facevi quando eri giovane e ti ritrovi a insegnarlo ad altri, quante cose, sempre donne, avete visto che ci sono sempre le donne in prima linea, non si sa il perché, ma noi ci siamo sempre. Prego, dottoressa. Guardi, questa mattina che ho lavorato un paio di ore prima di venire e parlare qui con voi, ho avuto modo di parlare con una signora che ha una mamma di 80 anni e mi diceva: a Castelfranco organizzano tutti i giorni qualcosa di interessante per le persone della terza età. E io gli ho detto: guarda, una delle cose più belle che si può fare per una persona della terza età è farla muovere a ritmo musicale. Al di là del tormentone dell'anno scorso, un ragazzo, una ragazza, dei Colors, che tutti cantavano, che tutti muovevano, se uno osservava il video si vedevano solo persone della terza età che si muovevano. Il ballo è terapeutico per quelle persone, per tutti a 360 gradi, ma soprattutto per le persone della terza età, perché comunque la musica ha il potere di staccare, ti fa entrare in un'altra dimensione, ed è la dimensione del divertimento, dell'aggregazione, del gruppo, e seguendo il ritmo musicale, soprattutto se la musica è coinvolgente e ti piace, le persone staccano proprio la spina, incominciano a sorridere, a muoversi, magari prima con un po' di imbarazzo, con un po' di vergogna, ma poi si lasciano andare, proprio si smollano completamente, e il ballo è terapeutico per tutti, dal ballo più semplice, banale, ricordiamo le balere di una volta che non hanno niente a che vedere con le discoteche attuali, però le persone avrebbero proprio bisogno di iniziare a muoversi attraverso il ballo. E addirittura io nelle mie lezioni dico sempre alle persone: c'è un brano musicale che ti piace? Faccio portare proprio la musica a loro e metto la musica che hanno scelto loro, perché so che in questo modo riesco a entrare meglio nella loro anima. Forse questo l'avevano capito anni fa, dottoressa, quando noi trovavamo il jukebox in tutti i posti dove si andava, nei bar, dappertutto, e la prima cosa che facevi, buttavi là e tiravi fuori il disco e c'era qualcuno che si alzava, si ballava, che coinvolgeva. Poi siamo arrivati tutto solo social, esclusivamente social, che ha veramente, ma veramente mortificato quello che era proprio il senso del movimento, dell'ascolto, della musica. Botero. Io invito la dottoressa Rebellini a venire sabato, perché uno degli spettacoli nel buio del bosco sono i signori dell'Hauser che fanno il ballo di gruppo
ed è uno degli spettacoli che piace di più, il balletto, cioè il ballo di gruppo. E è vero, è importante muoversi, specialmente se uno sente il ritmo, ringiovanisce, cioè guardate che c'è poco da dire. Bisogna avvicinarsi un po' alla natura, no? Bisogna godere del passeggiare per i campi, godere del stare insieme agli altri e fare qualcosa. Io lancerei un appello, se posso, no? Al volontariato. Noi per funzionare abbiamo bisogno di volontari, gente che viene là, stiamo assieme. Adesso stasera io mi levo la giacca e la cravatta, mi metto la maglietta e andiamo a preparare le stradine del bosco, perché abbiamo messo giù la ghiaia, no? Abbiamo rubato della ghiaia al comune e quindi la stendiamo, e queste cose qui si fa anche comunità. Aggregazione. Sì, aggregazione. C'è un nuovo volontario che è arrivato, un signore dello Sri Lanka simpaticissimo, che si informava sulla faccenda, mi ricordo, delle stagioni, e noi a che ora mangiamo, tutte queste cose qua, insomma, e noi chiedevamo a lui, no? Il volontariato, guardate, aiuta, perché noi attraverso il volontariato nella nostra regione diamo dei servizi che altrimenti non ci sono, no? Perché questa festa, queste attività, o ci sono 10 persone che lavorano o non si fanno, no? E la soddisfazione di quest'anno è che ci siamo tirati dietro un bel po' di ragazzi ai quali abbiamo con fatica lasciato la massima autonomia, e gli abbiamo detto questo è il budget, e hanno organizzato le loro cose. Quindi... Abbiamo Livio da Padova, se non mi cade la linea, poveretto. Vai Livio! Mirella, ciao, saluto i tuoi ospiti. Ciao. Per fortuna questi famosi balli di gruppo che non intaccano il cosiddetto liscio, per esempio il tango, il valzer, la mazurka e altri balli, perché se no non so, hanno rovinato un po' tutti questi balli di gruppo. Non so, saranno stati anche necessari, per qualche motivo li hanno inventati, ma per fortuna che il vero liscio non è intaccato da questi balli di gruppo. Vi saluto. Lo so che a te piace prendere questa donna, abbracciarla, sentire il profumo della donna. Questo è quello che vuole lì, il profumo di noi donne, che è una cosa inimitabile, nessuno ce la può togliere. Andiamo a vedere, oltre al ballo, invece, la recita degli anziani. Andiamo a vedere, andiamo a Vicenza. Sull'erba è difficile fare il tango. Adesso parte il video, anziani, eccoli qua. Anche la regina Elisabetta va via la corona, ma non la semia morta a fare il virus. Mamma mia, la sei proprio una roba seria. Altro che seria. Inoltre qua in casa di riposo non avevo mascherine, guanti, disinfettanti, tamponi, niente di niente. A distanza di oltre 4 anni dai primi casi di coronavirus registrati in Italia, gli ospiti della casa di riposo San Giuseppe di Orgiano hanno voluto ricordare quei momenti drammatici che tanto li hanno spaventati in quel terribile periodo. Da bersagli preferiti dal virus mortale, oggi sono loro i soggetti fragili a bersagliarlo di frasi ironiche, tentando di esorcizzare quei momenti con un'opera autoprodotta in sede. Tutto colpa del coronavirus. Gli ospiti diventano attori per un giorno in una commedia messa in scena grazie ad una regista volontaria e dedicata a se stessi. Sbarrate le porte! Tutti in quarantena! La prima domanda, come da protocollo. Sì, tu incinta? Ma dai, dottore, Dio Spirito Santo forse. 3 robe. Mettere la mascherina, lavarsi le mani con l'acido ialuronico e in ultimo, se ti vedi qualcuno che lo va, bisogna girarsi di colpo, così te lo freghi. Partendo da spunti di episodi vissuti, l'opera diventa parodia e apoteosi di fraintendimenti, il tutto espresso in forma dialettale veneta, la più efficace e diretta. Un intricato gioco degli equivoci preso a prestito dalla commedia dell'arte. Ma no, cosa avete capito? Negativo vuol dire che non c'è il coronavirus. Non te lo veggia qua, Cecilia!
Peccatori, pentitevi dei vostri peccati. Guarda che bellezza, stai in sta casa di riposo. Qua siamo tutti pentiti e siamo tutti salvi. Allora, dottoressa Zebellin, ha visto questa recita, però quello che abbiamo visto è l'attenzione che mettono anche in queste RSA verso questa persona che ha bisogno di muoversi, di recitare, ma anche la recita è un movimento, riesce veramente a creare un'armonia con il corpo, la recita. Prego, dottoressa. Io adesso rispondo a quello che mi hai detto, sa che devo lasciarvi fra pochi minuti perché devo scappare. Allora, comunque io dico questo, il ballo dovrebbe entrare come attività ludico-motoria e anche il teatro dovrebbe entrare come attività, perché sono due elementi veramente, abbiamo visto adesso con gli anziani, che non sono degli scacciapensieri, ma permettono proprio l'unione, la sinergia, la convivialità con le persone e portano anche all'ironia quando ci vuole e alla risata, alla sdrammatizzazione di qualche cosa che magari è stato veramente molto pesante, molto preoccupante, ma che adesso riusciamo a sdoganare anche attraverso un po' di ironia e un sorriso. Io vorrei concludere, dottoressa Mirella, dicendo alcune cose per proprio chiudere il cerchio di tutto quello che abbiamo detto oggi, che sono state cose veramente molto interessanti e importanti. La prima, giocate con i vostri figli, giocate con i vostri bambini, perché è fondamentale. Non regalatevi l'ultimo cellulare, la vacanza chissà dove o il giocattolo prestigioso, regalategli il vostro tempo. La cosa più preziosa che può regalare un genitore al proprio figlio è il tempo ed è un grande messaggio di amore. Io ti do qualcosa di veramente importante, il mio tempo, la mia attenzione. La seconda cosa che mi viene da dire, in una regione dove abbiamo il mare, le montagne, le colline, non ci sono scuse, uscite all'aperto, andate a camminare con i vostri bambini in mezzo alla natura, perché solo stando a contatto con la natura che si riesce ad entrare in quelle che sono le nostre radici più profonde e in quello che è la nostra anima proprio più profonda, ed è un messaggio proprio che i genitori devono dare. E poi balliamo, muoviamoci, sorridiamo soprattutto e ritroviamo un po' quella che è la nostra energia, quella che è la nostra forza, quella che è la nostra ironia. Grazie alla dottoressa Barbara Zebellin, dottoressa in scienze motorie, di essere rimasta con noi. Grazie dottoressa, buon lavoro e buona giornata. E noi invece andiamo a vedere questo un altro bel video, sempre che ha portato Leopoldo Bottero, Canti di sera. Va bene, dovevi guardarne l'inizio. Vai. Scusa, a voce deve essere risonante. No, a cuore, non mi arriva. Mi raccomando, risonanza ragazzi, non sei sotto la doccia, ok? Resterà la luce di un tramonto. No, pronto, vissuto insieme. Attenzione, anche a volte si dà un po' fuori. Attenzione, ascoltiamo. Non c'è Pierino. È nato tu ci sai. Dai ragazzi. Resterà la luce di un tramonto vissuto insieme col canto delle campane dei nostri borghi. Resterà il passo sul sentiero
stavamo discutendo con Leopoldo, ho detto ma vedo sempre donne dappertutto, comunque sempre, uomini sempre pochi, dice sempre indaffarati, non si sa far cosa, ma dice sempre indaffarati. Prego Bottero. Faccio un appello a uomini veniche come che vi visto le femmine che Allora, avete visto le prove dei due cori? Chiara Genziana che è il coro femminile, quello di sera, quella Maria Giovanna, quello di giorno, perché stavano facendo le prove in quel momento lì, e quello di sera con Paolo Campagnaro è Santa Cecilia, la corale di Resana, che quando con 70 elementi canta l'Alleluia di Handel te fa venire i penotti, e sono molto bravi e si divertono a fare questo gioco di sera, ed è molto evocativo perché sono gruppetti di persone che vengono guidati dalle varie tappe e trovano questo. E guardate, questo è uno spettacolo che se dovete pagare tutti quelli che ci lavorano non basta. E lo facciamo tutti come volontariato e ci divertiamo da morire. Se voi venite lì sabato sera vedrete uno spettacolo che poi finisce con dei filmati, perché volevamo parlare un po' dell'acqua quest'anno, visto che ne è arrivata tanta, e Resana è un paese dell'acqua, noi nascono 5-6 fiumi, cioè il Dese, lo Zero, il Sile nasce poco lontano dai confini, ma siamo in quell'area lì. Corba. Sì, ma siamo in quell'area lì. Sono a 100 metri dal confine con Resana, dopodiché il Marzenego, insomma tanti fiumi nascono, e noi quando piove tanto abbiamo il problema che l'acqua fa fatica ad andare via. Una volta soffrivamo di più anche di inondazioni, no? Adesso la gran parte sono, come si dice, le abbiamo evitate, a parte che il Muson quest'anno ha rotto a Campo San Piero e quindi voglio dire, ha inondato di là, e quindi c'è anche questo tema qua, abbiamo fatto dei filmatini con i ragazzi, è tutta attività di volontariato. Gli uomini ci sono questo pomeriggio dalle 5:30, se qualcuno ha tempo viene lì, perché stiamo stendendo la ghiaia sui sentieri. Che è molto importante. Allora, visto che abbiamo visto questi bellissimi video, vediamo anche questo video cantanti. Allora, abbiamo assistito questi due ragazzi, questa musica che ti coinvolge? Allora, bellissimi e bravissimi, e io a un certo punto, curioso, gli ho detto: ma scusate, quanti anni avete? In due, dico, perché se me lo dite ciascuno faccio brutta figura. Avevano 40 anni in due, 19 e 21, e li ho guardati e dico: ma siete anche morosi? Sì. E sono bravissimi, sono ragazzi del liceo musicale di Castelfranco. Adesso avevamo tanti filmatini che abbiamo fatto lì, questi due qua si distaccavano anche per bravura, cioè proprio, si è sentito. Sì, allora sì, andiamo sì. a vedere, perché sono belli questi video, anche a casa partecipate a quello che si fa anche in rare realtà, ma ce ne sono, tipo Resana col solstizio d'estate. Andiamo a vedere anche questo video. Holly Color, andiamo a vedere. Bello questo. 5, contate anche voi, 4, 3, 2, 1, Siccome dicono che non ci sono bambini, a Resana non so perché, ma mi pare veda bambini. Com'è la situazione proprio dall'osservatorio di Leopoldo Bottero? Beh, a Resana ha i problemi che hanno tutti i paesi, però quella festa lì, chi è venuto ritorna, perché si divertono da morire. Guardate questa cosa qui degli Holly Color, che poi è farina di mais, quindi si sporcano, ma con una sbattuta va via tutto, no? Pensate ai bambini che lanciano i colori che vengono fuori, rossi, verdi, gialli. Ci sono delle foto che non avete visto che sono bellissime, e è gioia, no? Cioè, e tra l'altro, guardate, uno spettacolo così non è che costa come prendere i Pink Floyd, cioè,
compri i sacchetti. E forse si divertono molto di più. Poi si rincorrono, si pitturano, poi alla fine le mamme che all'inizio sono un po' così, qualcuna esce fuori pitturata di rosso anche lei, cioè... Senta Botero, una cosa che volevo chiederti, nel senso che io quando vedo queste sagre vedo che si punta molto, specialmente con le Pro Loco, su gruppi proprio importanti, cantanti di grido, mentre la realtà è che dopo vedi la massa che si riunisce sotto il tendone, che mangia e che beve, e là fai l'aggregazione. Sì. Soprattutto però noi abbiamo queste realtà, non so, la Pastoria del Borgo Furo e tante altre associazioni, che però vengono invitate poco, perché non ci sono mai soldi, non dico in generale, parlo naturalmente, per forse realtà che sono le nostre radici, usi e costumi nostri. Come mai si fa così fatica a capire che forse bisogna investire di più su queste realtà che abbiamo la fortuna di avere, che si impegnano molto, che veramente sono poco supportate, come il gruppo folcloristico Pastoria del Borgo Furo, eppure vediamo quando andiamo in Alto Adige del Sud invece che queste realtà sono molto più supportate che da noi. E ora qua viva i Veneti, dopo qui che dice viva i Veneti c'è qui che va tolto il gruppo inglese o il cantante straniero. Prego. Allora, noi abbiamo quelli che avete visto, tranne un paio di casi, perché allora abbiamo preso dei professionisti, perché facciamo il teatro dei burattini, ci sono dei gruppi a Treviso, uno meglio dell'altro, ma non siamo andati oltre Treviso, come in realtà. Cioè noi abbiamo un raggio di 20 chilometri, no? E i cori che avete visto, poi non avete visto le bambine che ballano e altre cose, il ballo di gruppo che fa l'house, è tutta gente di Resana, che sono le nostre eccellenze. Ci saranno in vista anche a vedere delle esposizioni, perché abbiamo invitato chi? I pittori di Resana, Rinaldo, l'amico mio che fa il ferro battuto, e varie cose del genere. Dopodiché, e questo fa aggregazione, perché tu arrivi là e trovi il gazebo come si dice, dell'Avis, e ti spiegano cos'è l'Avis, e siamo noi, sono i nostri amici, i nostri concittadini. È più fatica perché devi organizzarti, e dopodiché dal punto di vista del bilancio non è che chiami le folle, no? Però è un modo per aggregare a livello locale, di circondario, di comune, insomma la gente che abita lì nei dintorni sa che c'è la festa, viene, si diverte da morire, e per 3 pomeriggi e senza spendere soldi, insomma. Ma anche i paesi si uniscono, cioè non è solo Resana, anche i paesi circostanti, sì, c'è sempre questa guerra tra paesi. Ma noi amiamo moltissimo i nostri vicini. Guardate, Resana sta tra Piombino, Loreggia, Castelfranco, Vedelago, e l'amorosa la troviamo lì normalmente, insomma, quindi ci vogliamo bene, allora la gente partecipa. Diciamo la verità, ci sono i campanili, dai Botero, diciamoci la verità. Allora certo, ma noi viviamo di campanili. L'Italia è un paese nato sulle province e i campanili, no? Che se l'Origa ha fatto così, noi altri fermo più. Cioè, guardate, io ho girato il mondo, no? Voi sapete che ci sono delle caratteristiche, gli africani neri, i cinesi agli occhi a mandorla, no? I veneti cosa? I veneti hanno l'orgoglio del lavoro. Allora, se a Milano l'hanno fatto una cosa così, ti butto che lavorando il sabo non fermo il doppio. Allora, però se dobbiamo, come si dice, farci la gara sulle cose ben fatte, ben venga. Cioè io credo che questa attività qui sia un'eccellenza, cioè la gente si ricorda, ritorna, e quando è lì si diverte senza avere l'assillo di aver fatto 100 km per ascoltare, per carità, Vasco Rossi, quei gruppi lì bellissimi, no? Però è una cosa a parte. Io mi occupo di socializzare la gente del paese, e questo è un modo, insomma, no? Perché i protagonisti non sono dei cantanti che vengono da chissà dove, è il coro, come si dice, la corale Santa Cecilia, è il coro Caria Zanziana, sono la gym dance, è la scuola di danza matriosca, c'ho il Hauser con i ballerini, c'ho i ragazzi che hanno fatto i filmati che ieri sera ci siamo visti, speriamo di essere pronti per sabato, cioè tante cose. E quelli che questo pomeriggio verranno a aiutarci a stendere la ghiaia.
che l'ho detto un po' di volte perché ha bisogno di questa manodopera. Perché le ragazze so che vanno il pomeriggio perché devono predisporre il bar, le ultime pulizie, sistemare eccetera, no? Ma gli uomini ci sono e servono a quello. Allora Bottero, un'altra cosa, poi ci salutiamo, l'importanza che lei ha capito, tu hai capito in tanti anni di Pro Loco, prima come vicepresidente, adesso come presidente. Anzi, c'è anche un nuovo presidente delle Pro Loco, allora, mi sembra che salutiamo. Salutiamo Rino Furlan, che è stato eletto, ciao. Domenica è stato eletto per acclamazione presidente regionale delle Pro Loco del Veneto. Rino, sei un grande, perché... Ecco. Visto Rino, che se non me lo ricordo misto, qua non ti fanno i complimenti, No, ma li stramerita, li stramerita. Ecco. Cos'è che attira, secondo te, che una moda che non passa mai è la sagra, cioè tutte ste persone che vanno a mangiare sotto sto tendon e costesine, il poeastro, la puenta, il formaggio, ma non è il mangiare, è stare assieme. Perché non si fa più durante la settimana, solo il sabato, la domenica, con che sia sagra, visto che c'è questa voglia di stare assieme? Perché la grigliata che si è fatta solo il sabato e domenica, dico me? Allora, hai ragione. Nel Bosco del Pettirosso ci sono i caminetti, non questo fine settimana, ma uno può prenotare e fare le grigliate. In genere vengono a fare le grigliate molte volte i rumeni, io metà clienti sono rumeni perché loro piace e poi magari abitano in un appartamento e non hanno posto per fare la grigliata fuori. Ma anche i compleanni dei bambini cominciano a venire a fare, così si deve avere, a volte basta poco per avere la spinta, poi una volta che ci sei, alla sagra si viene per socializzare, per cattarsi amorosa una volta, perché ci sono le giostre, perché si mangia qualcosa a un prezzo ragionevole. I paesani si incontrano. Sì, ma c'era l'abitudine che c'è ancora da noi, grazie a Dio, degli immigrati che tornano per fare qualche giorno a casa dei fratelli, dei cugini e la sagra è un momento in cui ci si incontra tutti, insomma. Io alla sagra di Resana, nella quale faccio il volontario da più anni di quello che si può dire, no? E vado perché vedo tutti. Anzi, salutiamo tutte queste persone, tutti questi volontari che ho conosciuto che sono meravigliosi, veramente un grande abbraccio. È anche il momento per fare una riunione del direttivo dei Veneti Schiacciati perché ci troviamo lì e abbiamo il tempo di incontrarci e di parlare. Perché domani c'è la distribuzione e quindi... Oggi c'è la distribuzione, siccome che viene tante volte, infatti fa anche confusione sul giorno, non che c'è mai o quasi, ieri è molto impegnato. Allora non è vero, io ci sono quando serve. Sì, quando Camirella lo chiama. Allora ringraziamo Leopoldo Bottero, ecco, ci piace anche fare un po' di allegria perché è giusto anche così, bisogna anche saper sorridere a volte, anche se l'impegno vi posso assicurare tanto grande, anzi ringraziamo i volontari che stanno lì a fare... Esatto. Grazie Leopoldo Bottero, presidente Pro Loco di Resana e vicepresidente Veneti Schiacciati dalla crisi, di essere stato con noi. Pubblicità. Attenzione. Cos'è la soppa coada? Dove vengono cotti i bigoli con l'anatra? Quale brodo è utilizzato per cucinare il riso in brodo di pesce tipico della zona di Rovigo? Come si prepara la risi e bisi? Allora vi presento subito questi ospiti graditissimi. Abbiamo in presenza due ragazzi. Abbiamo Filippo Maria Mariani, segretario Associazione Veneri Veneti, con Saif Karzagi, vicepresidente Associazione Veneti Veneti. Saluto anche da Valdagno Roberto Volpe, presidente Unione Regionale Istituti per Anziani, eccolo qua. Buongiorno Presidente, grazie anche a lei. Ma guardate chi fa queste domande, a parte Filippo Maria Mariani che salutiamo, e c'è anche un marocchino. C'è anche un marocchino che voi conoscete, eccolo qua, Saif Karzagi, naturalmente il figlio del grande amico della Mirella Abdallah, che saluto tantissimo, perché hanno proposto delle cose singolari, particolari. Allora intanto capiamo l'associazione, prego Filippo. Grazie Mirella. Noi abbiamo costituito un paio di mesi fa un'associazione, Veneri Venete, è un'associazione che promuove la cultura.
quindi noi organizziamo e appoggiamo eventi culturali. Abbiamo pensato ad un evento che si chiama Veneto in Cucina, che poi Saif vi introdurrà. Beh, il Marocchino Veneto in Cucina, Saif grande, E questo evento qui ha preso piede e quindi siamo qui per raccontarvi tutte le dinamiche di questo evento che ha avuto un successo pazzesco. Avete sentito? E da cui poi proseguiranno e seguiranno anche altri eventi. Vai Saif. Veneto in Cucina è un quiz online sulla cucina veneta. Le domande sono state preparate da 2 chef stellati che sono Nicola Portinari della Pecca di Vicenza, che ringraziamo, e da Armando Zanotto, primo chef stellato nel Trevigiano, che ringraziamo. Che è anche un amico. Che è un amico della Mirella, ovviamente. Allora, questo quiz consiste nelle 30 domande sulla cucina veneta, domande a risposta multipla e domande con vero e falso, che si può fare online sul sito venetoincucina.com. E il 21 di giugno faremo una festa celebrativa in cui consegneremo degli attestati e ci sarà appunto una mostra di disegni dei bambini. Dove? Sempre in Loggia dei Cavalieri a Treviso, dalle 15 alle 18, non mancate, vi aspettiamo tutti quanti. E in questa occasione ci sarà pure il pianista fuori posto, che è il pianista quello che era stato filmato, che suonava sospeso in Ponte di Rialto a Venezia. Avete capito chi è il pianista? Però, Saif, spiegami da dove è nata questa idea, dopo lo chiederò anche a Filippo. Perché è nata questa idea veramente di il Marocco che sposa la cucina veneta? Noi abbiamo fatto assieme tanti anni fa, che abbiamo collaborato, il couscous più grande del mondo, ma se faceva il couscous, ma la cucina veneta in Marocco, cosa vuol dire per te? La cucina veneta in Marocco per me vuol dire, come si suol dire, amore, nel senso che i piatti con cui sono cresciuto mi piace un sacco, come si suol dire, promuoverli in questo senso, anche se sono già promossi a livello internazionale, e mi piaceva proprio l'idea, assieme a Filippo Trevigiano, DOC, anzi DOCG, fare questa iniziativa qua e coinvolgere più persone possibili a livello anche online, dove appunto la signora anziana che chiedeva anche alla figlia o alla nipote di aiutarla a fare il quiz, mi sembrava un'idea molto carina e anche, sai come si suol dire, la cucina si tramanda di generazione in generazione, no? Allora Filippo Maria Mariani, visto che abbiamo Roberto Volpe che è un diversamente giovane e che si occupa appunto di istituti per diversamente giovani, che domanda vorresti fare di quelle che hai preparato là? Allora Roberto, testiamo le tue conoscenze sulla cucina veneta. Come si prepara la risi e bisi? Hai 3 opzioni. La prima, riso, carnaroli, piselli e pancetta. Riso, vialone nano e piselli. Riso, vialone nano, piselli e pancetta. Volpe! Aiuto da casa. Ripeti, dai. Allora, riso, carnaroli. Com'è? La seconda. Giusto. Bravo Volpe, visto che abbiamo parato bene. Allora Volpe, cosa ne pensa di questi ragazzi che stanno intrigando anche i diversamente giovani, queste idee che facendo rete anche tra diverse nazionalità, anche se Saif è un veneto a tutti gli effetti, perché è più veneto di Saif, suo papà è stato il primo ad avere la cittadinanza italiana del sindaco Gentini, perciò si dice tutto, ho già detto la storia della famiglia Calzaggi. Cosa vuole dire Roberto Volpe? Ma la prima cosa che dico è che al di fuori del ruolo, io quando vedo giovani che oggi si impegnano per il bene comune o comunque per l'interesse della comunità o come oggi stiamo parlando di Veneto, sono sempre entusiasta e dico che vanno sostenuti. Mentre per quanto riguarda Saif, credo che sia una delle testimonianze più belle nelle quali si può identificare quella che è la vera integrazione su cui oggi noi dobbiamo ancora lavorare molto, e lo dice uno che oggi all'interno delle nostre strutture ormai il 20% è
di persone che vengono da paesi addirittura extra UE, e questo è un trend che ci porterà nell'arco di un ventennio ad avere almeno il 50% del nostro personale che verrà da fuori Europa. Quindi credo che siano due bellissimi testimoni di quella che è la potenzialità dei giovani e anche una dimostrazione molto simpatica, messa su quel piano della simpatia, di quella che è l'integrazione, che quindi si può fare fuori dai soliti schemi. Allora, quello che volevo capire, Saif, e poi lo chiedo anche a Filippo Maria Mariani, quella che è dalla tua angolazione, cos'è il diverso e cos'è l'integrazione? Perché quello che noto molto è che forse quello che vede il diverso è più il diversamente giovane, mentre il giovane questa cosa non la nota o molto poco rispetto. Secondo te, per avvicinare queste persone che basta che vedono il colore della pelle diverso oppure la pronuncia diverso, tendono a mettere con le spalle al muro, dando delle etichette immeritate. Noi viviamo di etichette, cioè un ragazzo spaccia, diventa un spacciatore, una donna ruba 3 maglioni, diventa una ladra. La fragilità, il diversamente agile, ecco, diventa mongoloide o disabile. Perché non riusciamo a chiamare le persone per nome e cognome, vederle con altri occhi, specie da quell'angolazione del diversamente giovane? Poi lo chiederò a Filippo e anche a Volpe. Prego, Saif. Ma il problema di base di queste persone che danno le etichette è uno, fondamentalmente. Il fatto è che queste persone non viaggiano, quindi non sanno com'è il mondo, magari sono ferme sempre nella stessa piazza, nello stesso bar ogni giorno a bere il stesso cappuccino, ogni giorno leggono il giornale, leggono sempre le brutte notizie che ci sono, è lo spacciatore, è lo straniero, è l'extracomunitario. Alla fine, sai, fanno tutti i reati e ci sono persone belle e brutte di qualsiasi paese. Comunque i pregiudizi esistono, sono sempre esistiti, però se una persona che gira il mondo sa bene che alla fine esiste il buono e il cattivo di qualsiasi paese, qualsiasi etnia, quindi questo. Sono d'accordo. Filippo? Io appoggio quello che ha detto Saif e in più aggiungo che tutti possiamo sbagliare, quindi chiunque può commettere degli errori più gravi e meno gravi. Poi credo che la società, e in questo caso la chiamerei più squadra, sia fondamentale per la persona. Quindi è come in una squadra di calcio, giochiamo in 10-11, per dire, se uno è meno prestante del compagno, e il compagno cerca di sostenere la carenza che c'è dall'altra parte. Quindi questa per me è la società, quindi squadra. Poi, ripeto, gli errori li facciamo tutti. Sentiamo anche Roberto Volpe, Presidente, come commenta queste parole che ho detto io e come le hanno commentate questi due ragazzi. Prego, Volpe. Ma guardi, io cito sempre l'esempio di quella che è l'evoluzione che hanno avuto le nostre strutture, soprattutto negli ultimi 3 anni, al mercato del lavoro. Noi abbiamo spesso usato il termine di globalizzazione senza saper leggere quelle che sarebbero state anche le regole di ingaggio della globalizzazione. La globalizzazione, come diceva Said prima, porta al fatto che dobbiamo accettare le conoscenze che ci vengono da altri mondi, dobbiamo trasmetterle le nostre in altri mondi. Noi stiamo facendo un progetto, ad esempio, con l'India, perché il personale indiano, che in termini qualitativi abbiamo identificato come un personale molto idoneo a lavorare all'interno delle nostre strutture, non arrivi in Italia senza aver fatto prima un percorso nel suo paese di conoscenza della lingua italiana, di alcune regole minime. Quella che si chiama immigrazione guidata, ci conosciamo reciprocamente e noi abbiamo capito che saranno delle bravi lavoratrici, dei bravi operatori, dei bravi infermieri, e loro devono capire dove verranno, le regole che ci sono in questo paese, verranno avendo una base di conoscenza della lingua. Ma vede, la globalizzazione è come, io la paragono spesso ai social, se non la governi diventa un caos. La stessa cosa è, perché lo sta dando dimostrazione che i due ragazzi che avete in studio, che hanno le idee molto chiare, hanno una loro idea di globalizzazione che passa attraverso che cosa?
il fatto di stare assieme anche se hanno provenienze diverse. Mi piace molto l'esempio della squadra. Oggi noi siamo un paese che guarda all'individualismo nello sport, per esempio, quando invece si dovrebbe lavorare molto di più anche quelli che sono gli sport gruppali, perché il gruppo nello sport fa gruppo nella vita. Quindi trovo che siamo totalmente impreparati e abbiamo un grosso tema che non stiamo affrontando, su cui non stiamo lavorando, ed è quello anche di un lavoro culturale. Noi oggi nelle scuole, ancora oggi nelle scuole, a partire dalle scuole di infanzia, elementari e superiori, questi temi non li abbiamo nei nostri programmi di studio. Poi lasciamo tutto alla soggettività, alla sensibilità di ciascuno, di questo o quel genitore, che non hanno oggi certamente tempo e forse voglia di spiegare ai figli che questa è una società diversa da quella che avevano loro quando avevano la loro età. Però, Presidente, questi ragazzi si sono inventati un qualcosa di semplicissimo ma di importantissimo. Se io avessi il tempo di fare queste domande ai miei telespettatori e telespettatrici, sono convinta che tutti vorrebbero rispondere perché sarebbero intrigati. Prima parliamo però di ricette, e le ricette basta vedere nelle televisioni quanto attirano. Ma secondo sono i ricordi della mia infanzia, dove ho imparato a capire questo piatto, perché si chiama così. Ecco, forse questa bellissima idea, lo dico qua ai ragazzi, sarebbe anche di portarla all'interno delle RSA, far vivere a questi diversamente giovani, ecco, le emozioni di un tempo quando preparavano questi piatti. Cosa dici, Saif? Ma ti posso dire una cosa, Mirella, che l'abbiamo già fatto. Bello. Perché siamo andati all'Isra e siamo andati in un'altra casa di riposo, sempre a Treviso, delle suore. Sì. E abbiamo fatto il quiz a queste signore anziane e anche, si sono uniti anche i signori, anche perché dovete sapere che il quiz è esclusivamente per pubblico femminile. E insomma ha avuto un grandissimo successo, erano tutti coinvolti, soprattutto hai capito? i Che signori, la Mirella aveva ospiti. visto giusto? Non lo sapevo. Ma la Mirella ci vede sempre giusto. La Mirella. Filippo, ecco, cosa vuol dire coinvolgere queste persone? Che emozione avete provato? Tenerezza, affetto? Prego, Filippo. Ma devo dire che per loro è stato un momento, un ritorno al passato, stupendo. Poi il mischiare le giovani ragazze che comunque hanno fatto le domande, sono state lo staff di aiuto, e queste signore che insomma avevano anche la loro età, è stato veramente un mix di emozioni. Tra l'altro devo dire che noi abbiamo fatto dei grembiuli personalizzati dell'evento e hanno voluto tenerseli a tutti i costi. E quindi per noi è stata una gioia immensa. Da dove è nata questa idea? Perché questa idea? Questa idea qui è nata per caso, come le belle idee. Eravamo a Valdobbiadene, così, una camminata, e abbiamo detto, ma perché non farla? Va bene. Dopodiché ha comportato... Cioè, durante il cammino, Sì. a passeggiata, avessi in mente queste ricette, Sì. ma se vede chi aveva mangia bene, secondo me, che se ne sta impresso il mangiare. Vai, Filippo. E Saif ha detto, cosa dici, facciamo? E lui... Ma da chi è partita proprio l'idea? Ma in realtà è partita così, un mezzo io, un mezzo lui. Metà e metà? Sì, Metà e sì, metà. sì. Presidente, cosa dice? Portiamo questa bellissima idea, la apriamo, la allarghiamo ad altre RSA che magari non conoscono, non fanno, perché io la trovo veramente semplicissima ma coinvolgente al massimo. Prego. No, assolutamente sì, se vuole dare il numero di telefono ai ragazzi, però volevo dire che iniziative simili comunque le facciamo, perché per dire la cucina, i vecchi mestieri, le vecchie canzoni, sono tutte cose che noi all'interno delle nostre attività cosiddette il lavoro degli educatori facciamo sistematicamente nelle nostre strutture, perché soprattutto considerate che il 75% degli oltre 32.500 anziani che ci sono nelle 350 strutture del Veneto sono ospiti che hanno comunque quasi tutti oggi disturbi del comportamento più o meno gravi, quindi perché i telespettatori capiscono, malati di Alzheimer, si usa questo termine impropriamente, ma che sono dentro a quell'ambito dei disturbi della memoria, della perdita della memoria, quindi lo stimolo che viene dato attraverso anche la manualità nel fare vecchi piatti, io sono
sono bassanese ma ormai imprestato a Valdagno da 20 anni, qui è molto famoso il gnocco con la fioretta e anche qui ogni tanto si prova a fare qualcosa, le torte, queste cose vengono. Questa è un'iniziativa molto più strutturata, molto più probabilmente anche pesata in termini di, se hanno già fatto l'esperienza su 2 strutture, si può ampliare sicuramente, però ecco, noi ad esempio facciamo questo anche rispetto ai vecchi mestieri. Qui ci sono ospiti nelle nostre strutture, considerate l'età media è di 84-85 anni, capite bene che questi hanno fatto una vita di mestieri che forse non ci sono più, per cui anche su questo lavoriamo con degli oggetti che richiamino, a volte se c'è manualità provare a rifare, penso a tutti i lavori sulle lane e cose di questo tipo, così come la musica degli anziani di oggi, che sono nelle nostre strutture, non certamente la musica che senti accendendo la radio di oggi, per cui anche su questo lavoriamo. È sempre un ritorno al loro passato, un riaccendere quelle che erano le emozioni vissute in età più giovane, però apertissimo, benissimo, cioè tutto quello che si può aggiungere al benessere dell'anziano in una struttura, trovate le porte aperte. Vede Presidente, lei ha detto bene, tutti quanti facciamo tutto, il problema è che non sempre riusciamo ad emozionare e arrivare al cuore dell'anziano. È vero che molti hanno l'Alzheimer, è vero che ci sono il Parkinson, ci sono malattie cognitive degeneranti, ma ci sono anche diversamente giovani che potrebbero dare molto di più. Tanto è vero che io ho anni che dico che gli asili andrebbero fatti all'interno delle RSA, come fanno in altri paesi, non è che dico una cosa fuori. Qualcosa si è svegliato, ma non di tutto quello che si potrebbe. Finisco, poi le lascio la parola. Svegliare, Presidente, perché non si investe in questo. Questa è la verità, purtroppo. Si investe nelle armi nucleari, ma non si investe sul servizio alla persona. E un'altra cosa che volevo aggiungere, sì è vero che tutti fanno e tutti siete bravi, però io penso che vedere questi giovani che entrano nelle RSA, vedere persone nuove, confrontarsi con altre realtà, ecco, forse per questo diversamente giovane è già qualcosa di diverso, perché non vede le solite facce, non vede le solite persone. Già pochi arrivano a incontrare queste persone e saremo tutti così. Io spero che alla fine questi giovani riescano a dare il leitmotiv per capire che forse devono entrare in più in queste residenze, perché a parte qualche raro giorno dell'anno non è che neppure le scuole entrino tante volte. Non parliamo della politica, se mi dicono che politici vedo nelle RSA, io dico che non li ho mai visti, Presidente, se devo dirla sinceramente. Qualche taglio di nastro qualche volta, ma i politici sono molto lontani da essere trovati all'interno di queste strutture. Questo fa molto male, si capisce perché siamo presi così, con dei numeri bassissimi rispetto alla richiesta che c'è invece di persone in attesa di entrare in queste strutture. Forse grazie a loro, Presidente, riusciremo a fare questo, per far capire che bisogna cambiare il registro. Abbiamo una denatalità pazzesca, abbiamo diversamente giovani, sempre più alto il numero, centenari, addirittura 105, 106 anni, eppure c'è un silenzio assordante. Saif, cosa vuoi dire rispetto a quello che ho detto io? Ve la sentite di incontrare queste figure che hanno dato tanto, questi scrigni meravigliosi che abbiamo ancora la fortuna di avere? Voi forse in particolare avete questa idea del diversamente giovane, del nonno, del rispetto di queste figure che qua stiamo perdendo se non riusciamo a integrare questi ragazzi di più con loro. Poi sentiamo anche Filippo. Vai Saif. Io penso una cosa, Mirella, che a tante persone piacciono i libri, ma a tante persone non piace leggere. E quindi questa è un'occasione per gli amanti dei libri. Parlate con gli anziani, perché gli anziani hanno sempre qualcosa da dirci, hanno sempre qualcosa da raccontarci e abbiamo sempre qualcosa da imparare. Sono persone magiche e quindi penso che appunto anche le istituzioni, le scuole dovrebbero investire tempo sostanzialmente nel organizzare visite guidate nelle RSA, ospitare magari le persone che riescono a camminare, come si dice, sì, insomma, le persone che... come si dice? Sono in salute. Che sono in salute, ecco, sì, non in carrozzina magari che stanno male, che possono magari anche andare loro nelle scuole, incontrare i giovani, farebbe molto bene ai ragazzi. Filippo?
condivido sempre quello che ha detto Saif, e in più aggiungo una cosa, che mi ritrovo sull'aspetto della saggezza. Faccio un esempio: un paio di mesi fa mi ero confrontato con una persona anziana, era un momento mio un po' turbolento e ci sono state 2 parole che mi hanno cambiato la giornata. Allora lì mi domando, è casualità? Secondo me no, lì è proprio saggezza che viene da dentro. E poi devo dire che queste persone qui non hanno più degli interessi che magari hanno delle persone giovani o magari insomma non over 70, non over 60, sono quasi pure, no? Come dei bambini. E questa caratteristica qui dico che dobbiamo conservarla, custodirla, e soprattutto i giovani devono entrare in contatto con loro. Bravo Filippo. Allora, siccome c'è la nostra Giusy al telefono, Giusy, ci sei? Sì. Aspetta che ti facciamo la domanda, Giusy. Dai Filippo, fai la domanda a Giusy. Ciao Giusy. Ciao. Come va? Tutto bene? Bene. Molto bene. Sei pronta? Sì. Ok. Allora, attenta che questa non è semplice. Come nessuna, tra l'altro. Che cos'è la tosela? Formaggella, bacino di latte intero, formaggio cremoso di latte di capra, erba aromatica. La tosella dovrebbe essere una crema di formaggio. Giusy, dai, hai la seconda. Dimmi. Vai, seconda opzione. Vai. Allora, la tosela è un'erba aromatica. Aspetta, te ne faccio un'altra al volo. Dai, allora, Giusy. quale tipologia di riso viene prodotto in Veneto? Riso Viallone Nano Veronese, riso Carnaroli, riso Roma. Riso Viallone Nano. Grande Giusy. Brava Giusy, te hai indovinato, brava. Mirella, perché ti sta facendo i risotti con tutte le verdure, coi bruscandoli, coi carletti, con zucca e con le ortiche, insomma, sai, ho un po' di pratica. Brava Giusy, cosa volevi dire Giusy, prego? Allora Mirella, io volevo dire una cosa delle case di riposo, perché sono andata su certe case e vedere tutte queste persone in circolo su questa stanza, tutte con la testa bassa, Mirella. Io ho detto, se sono persa mettetemi dentro, perché guarda che se c'è qualcuna che ha la testa a posto, perché ce ne sono, vedere tutto il giorno che non parlano, Mirella. Quando vado su una casa di riposo, c'è una signora a fianco che non parla mai. Quando vado io le porto le mentine e la faccio parlare, perché non ha mai nessuno, Mirella, o quasi una volta alla settimana, e con me vedi che parla. Mirella, siamo tutti nella stessa barca, si dice, che quando vai su queste case di riposo, io non dico tutti i giorni, ma che ci fosse qualche gattino, qualche gatto, che magari loro si distraggono a guardarli anche e sorridono, ma tutto il giorno così li vedi seduti su questa carrozzina, Mirella, mi viene da piangere. Grazie Giusy, devo andare avanti, sentiamo come risponde il nostro Roberto Volpe, presidente URIPA, Unione Regionale Istituti per Anziani, alla Giusy che si è posta questo interrogativo. Ma vede, una delle cose più semplici in questo paese, l'abbiamo visto durante l'evento pandemico, è stato quello di prendere le strutture per anziani e bersagliarle di critiche. Io non metto in dubbio quello che ha detto la signora, però io vorrei fare 2 brevi considerazioni. Volontariato è sicuramente un mondo importante che comunque sta calando, perché molti di quelli che una volta facevano volontariato oggi sono impegnati anche in ambito familiare ed è sempre più difficile fare il volontario anche all'interno di una struttura con le difficoltà che abbiamo.
Noi oggi siamo di fatto dei reparti di geriatria e di lungodegenza per l'80% dei nostri ospiti. Quindi poi che ci sia questa situazione di abbandono ed altro, guardate, può essere emotivamente una cosa che uno percepisce, ma posso garantire che all'interno delle nostre strutture ci sono ragazzi e ragazze che danno l'anima e che lavorano, che oltre che accudire abbiamo centinaia di educatori nelle strutture per anziani del Veneto, attività se ne fanno, io ve ne potrei citare a decine, a centinaia che in questo momento stanno facendo questo tipo di attività. È un mondo che sicuramente ha necessità di essere aiutato. Vi dico dei numeri: questo è un paese che oggi ha 4.800.000 ultraottantenni, nel 2050 in Italia ce ne saranno 8 milioni. In Veneto sono 370.000 gli anziani ultraottantenni di oggi, nel 2050 saranno 640.000. Vuol dire che dobbiamo immaginare nel 2050 la città di Verona, la città di Padova, Vicenza e Rovigo totalmente abitate da ultraottantenni. Sì, ma vede Presidente, dobbiamo anche fare prevenzione, perché ha ragione la Giusy. Se continuiamo sempre a dire che non abbiamo persone, che i giovani non ci sono, se invece cerchiamo di coinvolgere questi giovani e farli entrare di più in queste RSA, perché non avete i numeri per dare risposte a queste persone? Abbiamo Nadia in linea, poi continuiamo. Vai Nadia, ciao! Ciao Mirella, buongiorno. Ferma Nadia, ferma, domanda Filippo alla Nadia, che è un'altra cuoca sopraffina. Ciao Nadia. Ciao. Allora, in quale zona del Veneto si produce il vino Bardolino? Sulle rive del lago di Garda, nelle colline vicentine, nella valle del Piave? Il Barberino si produce alle rive del lago di Garda. Brava Giusy. No, un'altra domanda di riserva, ma sulla cucina, dai, trova una bella ricetta. Bussola Buranelli sono un biscotto tipico di Padova, Treviso o Venezia? Guarda, non ho sentito bene, perché allora, si sente un po' rauco. Bussola Buranelli sono un biscotto... infatti a Venezia. Grande Nadia, indovinai tutte e due, beh Nadia, super cuoca, sopraffina, non solo. Volevo chiedere al Presidente della cucina, e io quando faccio la soppa coada, siccome è difficile trovare i colombi, l'ho provata a fare con la faraona e mi è riuscita buona. No, dovete fare domande su soppa coada, Filippo. Ferma Nadia che ha domande per soppa coada. E ora soppa coada. Cos'è la soppa coada? Minestra preparata con brodo di piccione e fette di pane tostato, minestra preparata con brodo di quaglia e fette di pane tostato, minestra preparata con brodo di gallina e fette di pane tostato. Allora, viene fatta con i colombini e pane tostato e brodo di gallina buono, formaggio grana, e vengono cotti i colombini, disossati e poi a strati, fatto nella teglia e passati in forno. Allora, devo dire, Nadia, fatta anche 2 giorni prima. Nadia, devo dire, la tua risposta è corretta, anzi, sei entrata proprio nei dettagli. Guarda che veniamo tutti e 3 a mangiare a casa tua. Senz'altro, quando sto bene. Brava Nadia, Grazie. mi raccomando, sempre avanti Nadia, grazie Nadia. Vuoi dire qualcos'altro? Ci saluti. È caduta, basta Nadia. Allora Presidente, ecco, cosa vuole dire queste ricette, questi profumi? Però ci vuole anche del personale, questi purtroppo l'ha detto anche lei, i numeri non ci sono, mancano. No, beh, ma guardi, ho detto prima, l'appello che faccio ai giovani, se hanno piacere possiamo anche ampliare questa bella loro iniziativa all'interno delle strutture, fa solo piacere, più gente entra da noi, più felici siamo. Tra l'altro le dico in anticipo che siamo talmente un po' stanchi di tutto questo, questa dinamica aggressiva nelle strutture, e probabilmente stiamo pensando di fare in occasione del 2 ottobre, che è la festa dei nonni, la più grande manifestazione sugli anziani, facendo un open day di tutte le strutture per anziani del Veneto, aprendo le porte a tutti coloro che vogliono venire a vedere realmente cos'è
sono le nostre realtà. Però volevo solo dirle una cosa rispetto all'integrazione. Lei si pensi che io sono anche l'amministratore della Fondazione Mazzotti Valdagna, qui dove sono seduto adesso abbiamo 225 anziani, abbiamo la scuola dell'infanzia con 95 bambini e l'asilo nido di 75 bambini. Vuol dire che tra un nucleo anziani e l'asilo nido c'è una porta. Questo è un servizio in piedi del 1929, quindi sta parlando con chi ha fatto dell'integrazione generazionale. Ho preso il testimone di quello che è stata la volontà del fondatore Gaetano Mazzotto. Quindi queste cose si possono fare, ma non devono nascere per iniziativa del singolo, è la politica che deve aiutare. Sì, spera, e ora Presidente, a posto siamo Presidente. Andiamo a vedere allora queste rette, che è quello che interessa anche sentire a casa. Andiamo a Venezia e sentiamo cosa dice la CISL sulle rette case di riposo. Niente 20 milioni di euro in più a disposizione della Regione per pagare l'aumento delle impegnative e quello dei costi dovuti alla residenzialità, ma la stessa somma è stata stanziata per riconoscere ai centri servizi l'impegno assistenziale a favore dei pazienti classificati come affetti da disturbi comportamentali. La CISL lancia l'allarme: posti liberi nei centri servizi e sempre più famiglie che si stanno spendendo economicamente per pagare le rette. La Regione si appella al sindacato: faccia qualcosa prima che sia troppo tardi. Stanziare i fondi necessari per le impegnative. La situazione è sotto gli occhi di tutti, la situazione sta diventando drammatica, sempre più pesante per le famiglie. Ci sono stati dei stanziamenti che però sono volti solo a coprire la maggior redditività per chi gestisce gli enti appunto come i centri servizi e le case di riposo, ma non c'è stato niente ancora una volta per aumentare la quota a disposizione delle impegnative. Questo è un problema che rischia di esplodere, è già molto ben presente. Ancora una volta emergono le differenze di costi tra pubblico e privato. Se nel primo caso infatti l'esborso della media del 2023 in regime non convenzionato è stato di 84,92 euro al giorno per anziano, nel secondo si sale a 99,20 euro. Una differenza di 14,28 euro al giorno che in 12 mesi significano 5.212 euro in più. Eppure il recente stanziamento di altri 20 milioni di euro da parte della Giunta regionale per aumentare la redditività dei centri servizi per il sindacato non risolve l'annoso problema delle impegnative. Il nostro appello è che la Regione stanzi i fondi necessari per evitare che l'aggravarsi delle patologie che inevitabilmente con l'avanzare dell'età si presenta possa diventare un problema drammatico per la nostra società. Presidente Volpe, come commenta questo servizio? Commento col fatto che quando c'è stata la battaglia sui 100 milioni per il bilancio regionale, di cui siamo riusciti a portarne a casa 20, io ero da solo in quell'aula del Consiglio regionale. Se vuole altri commenti glieli faccio, però rispondo ero da solo. Se vuole mando la documentazione, perché qui si parla sempre dopo. Prima però, durante la costruzione del bilancio regionale, io ricordo che tra luglio e agosto dell'anno scorso c'è stato anche sui giornali, anche sulle vostre emittenti, delle mie prese di posizioni forti, perché difendevo l'addizionale IRPEF per finanziare proprio questi mondi. Io non sono... Ma chi doveva esserci attorno a quel tavolo assieme a lei, Presidente? Perché dobbiamo anche iniziare a fare nomi e cognomi, Chi doveva esserci a quel tavolo di confronto assieme a lei che ha detto ero completamente solo? Ah, tutti quelli che oggi parlano? No, non sta a passarci lì, Presidente. Chi doveva esserci come figure istituzionali o non istituzionali? I primi dovevano essere i sindaci, perché gli anziani sono i loro cittadini. Perché bisogna anche capire, non noi, dovevano esserci i sindaci che non c'erano. Bene, perfetto. Più chiaro di così? No, perché fra poco li avrò, perciò glielo chiederò, Presidente, come mai a voce fanno tutto e sono dappertutto, magari ti trovi al Vinitaly ma non ti trovi sul tavolo, che è veramente importante, che è quello che sta dicendo il Presidente Volpe. Allora, Saif, ricordiamo ancora questa data importante, vediamo le foto anche che hanno mandato, che così le commentiamo di questa bellissima iniziativa.
Eccole qua, prego. Allora, commentiamo. Vai Saif. Allora, quindi come detto prima, il 21 giugno dalle 13 alle 18 saremo tutti in Loggia dei Cavalieri per questa festa celebrativa e vorremmo ringraziare pure i nostri sponsor che sono Bibanesi, Goccia di Carnia, Piola, la pizzeria Piola che tra l'altro ci offrirà la pericena dopo a cui siete tutti invitati e Bottega Prosecchi. Insomma, promotori e sponsor li avete trovati. Esatto. Poi? E sempre in questa festa, come vi dicevo prima, ci sarà il pianista fuori posto che è arte pura, spettacolo, dopodiché ci saranno i bambini con le suore che appunto abbiamo coinvolto Cannossiane e altri 2 istituti di infanzia, Carmen Frova e Curva Brigido. Non vi siete dimenticati di nessuno? Vedo, no, nessuno. Abbiamo cercato di coinvolgere il più possibile, ovviamente. Eccoli qua, guardate, bellissimo. Questi Prego. sono gli anziani della casa di riposo delle suore francescane. Questa è la nostra Clelia. Clelia è la ragazza, la signora che ci ha creduto fin dall'inizio e ci ha cercato di aiutare il più possibile. Queste sono le operatrici e le educatrici con i nostri grembiuli. Quelli che avevi detto prima, che non li hanno più restituiti perché erano preziosi per loro. Filippo, ecco, ormai siamo in chiusura. Ecco, come vuoi chiudere? Tanti giovani, diversamente giovani, bambini. Avete capito l'importanza di fare gruppo, di fare squadra? Sì, devo dire che il target coinvolto è molto misto. Quindi partiamo da giovanissimi fino ai loro nonni e quindi chi ha voglia ancora di fare l'esame è in tempo fino al 21 giugno. Il sito, ripeto, è venetoincucina.com e poi vi aspettiamo in Loggia dei Cavalieri il 21 giugno dalle 16 dove insomma facciamo anche un rinfresco e ci divertiamo tutti insieme. Allora invitiamo anche il Presidente Volpe, se è libero. Filippo, cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire al Presidente? Ma devo dire, Presidente, che dalla nostra parte trova sempre un appoggio, nei limiti del possibile dove noi possiamo. Poi se ci sono iniziative che possiamo condividere, ancora meglio. Se possiamo fare qualcosa di bello, siamo tutti felici. Allora sentiamo come chiudiamo col Presidente Roberto Volpe, Presidente URIPA, Unione Regionale Istituti per Anziani, perciò chi meglio di lui, ragazzi, potevate incontrare questa mattina. Prego. Ma sicuramente vengo volentieri, adesso mi devo riscrivere la data. Però vede, ne approfitto per dire una cosa: noi siamo un paese di vecchi ma non siamo un paese per vecchi e questo è un problema che deve emergere in modo prepotente. Le dico, Mirella, una cosa molto banale: il secondo paese più vecchio al mondo, nel PNRR non c'è un centesimo per le RSA, mentre abbiamo costruito piazze, abbiamo ristrutturato impianti sportivi, abbiamo fatto campi di padel e nonostante i 1000 appelli fatti da me e dall'associazione rispetto a tutta la politica intesa come tutto arco costituzionale, cosa abbiamo ottenuto? Che non c'è un centesimo per fare nuove strutture, per adeguare quelle che abbiamo. Lei le sembra, faccio io una domanda a voi, vi sembra un paese per vecchi questo? E da ultimo, ai ragazzi do un suggerimento: aggiungete un quesito sui gnocchi con la fioretta. Filippo? Sì, devo dire, Presidente, mi trovo d'accordo con quello che dice e in più devo dire che forse magari è solo una mia idea, che con iniziative così coinvolgenti, piuttosto a volte che con propagande propagande non inteso in senso dispregiativo, ma ovviamente è un richiamo all'attenzione, però devo dire che con queste iniziative coinvolgenti forse a volte può essere anche più semplice e meno dispendioso coinvolgere persone e poi portare il messaggio. Magari alla politica, invitandoli che partecipi, visto che non vanno nell'RSA, magari vanno alla Loggia dei Cavalieri o dove proponete. Ho detto di aver trovato un alleato, io userò. Due alleati, 3 con la Mirella, 3 ne ha trovato questa mattina, Presidente, lei lo sa come lo penso e quanto mi sto battendo, infatti ho il coraggio di dirlo. Pensi che una volta è stato invitato un assessore in una RSA, non dico dove, ma qua a Treviso, e mi ha chiamato perché non sapeva dove era la RSA ed era anche vicino di casa. Cioè, capisci come funziona, Presidente? Guardi che è così, Guardi che anche adesso se facciamo gli inviti voglio vedere quanti
politici arrivano che conoscono la realtà del territorio. Comunque io ringrazio veramente questi ragazzi che forse hanno capito l'importanza di fare squadra, di non guardare il colore, la provenienza, ma di guardare la persona, la testa. Ricorda quando è l'appuntamento? Ecco, l'appuntamento, vai Filippo? È il 21 giugno in Loggia dei Cavalieri dalle 16:30 alle 18:30, poi dalle 20:30 facciamo una pericena alla Piola, sempre offerto dalla Piola e da noi. Ecco, perciò le manderò comunque, il Presidente Lisa ne manderà gli orari, tutto quanto, per far capire l'importanza di stare assieme, di fare squadra. Saif, come ci saluti? Il numero di telefono ai ragazzi? Sì, tranquillo, già fatto, siamo già arrivati, Presidente, già fatto tutto. Saif, come ci saluti? Intanto vorrei ringraziare Roberto anche per la sua disponibilità e vi saluto dicendovi che vi aspettiamo il 21 e non vedo l'ora di vedervi. Che mi venga a luglio, meglio che te lo Esatto. spieghi, 21 giugno E se siete alla Loggia dei Cavalieri. Se siete in ferie, quel periodo annullate tutto e venite da noi che festeggeremo. Ha sentito Volpe che questi ragazzi la chiamano per nome e la signora che abbiamo visto prima, Saif, ha detto la ragazza, perché loro vengono spontanei, loro non guardano l'età, guardano la persona. Esatto. Cioè in quel momento loro vedono la ragazza e dicono la ragazza, vedono il Presidente e dicono Roberto. Capisce che non sono lontani questi mondi. Filippo, come ci saluti? Beh, allora vi saluto tutti, intanto vi ringrazio e ci vediamo il 21. Presidente, anche lei un veloce saluto, ma proprio veloce? Grazie, mi sono molto divertito. Grazie a lei, grazie ragazzi, grazie al Presidente. Adesso non a caso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Frittata di fagiolini. I fagiolini, o cornetti, o tegolini, o mangiatutto, sono i baccelli immaturi del fagiolo, pianta annuale della famiglia delle leguminose, originaria dell'America. I fagiolini crescono su piante nane o rampicanti, caratterizzate da radici generalmente non molto profonde e da fiori di colore bianco, rosa o violaceo riuniti in grappoli. Ingredienti per 4 persone: 200 g di fagiolini, 6 uova, 8 cucchiai di farina, 2 bicchieri di latte, erba cipollina, basilico, olio extravergine di oliva, sale. Sbattete le uova in un recipiente. Salate. Unite la farina. Il latte. E mescolate per ottenere una pastella che lascerete riposare per almeno un'ora. Tagliate a pezzetti i fagiolini precedentemente puliti, scottati in acqua bollente salata e lasciati raffreddare. Unite qualche filo di erba cipollina sminuzzata, qualche foglia di basilico spezzettata, e la pastella. E amalgamate bene. Versate il composto in una padella unta di olio bollente.
Lasciate rapprendere e dorare da una parte. Poi voltate con l'aiuto di un piatto o di un coperchio. Ultimate la cottura sull'altro lato. Servite la frittata calda oppure tiepida a piacere. E buon appetito!